Buon pomeriggio a tutte e a tutti, benvenuti a questo evento inaugurale dei corsi in diritto e gestione delle imprese cooperative e in diritto e cooperazione, lavoro e cooperazione dell'Università degli Studi di Udine. Davvero è un piacere accogliere i molti studenti, le molte studentesse in questo nostro evento che apre una nuova linea di ricerca, di studio, di collaborazione con il territorio e che davvero mi onora come direttrice di potervi accogliere qui all'Università di Udine. Visto che siamo un po' in ritardo, non vorrei intrattenervi a lungo, se non per ringraziare uno alla volta e tutti insieme i nostri ospiti e i soggetti che ci hanno accompagnato sino qui. Vorrei in primo luogo rivolgere un graditissimo, fortissimo ringraziamento all'Ateneo, che ha saputo in un modo molto pronto, veloce, prendere consapevolezza di questa esigenza del territorio e mi ha davvero supportata e ha supportato tutti i colleghi di cui vi dirò nella realizzazione di questi due percorsi di studio. Innanzitutto allora ho il piacere di condividere questo evento con il delegato del Rettore per la sostenibilità, il collega professor Salvatore Amaluzzi. Ringrazio Anna, la professoressa Zilli, per avermi coinvolto in questa interessante e importante iniziativa che mi consentirà di raccontarvi brevemente cosa stiamo facendo all'Università di Udine in tema di sostenibilità. Sono da poco delegato del Rettore per la sostenibilità, al settore della sostenibilità. Vi porto i suoi saluti, i saluti del magnifico Rettore, il professor Pinton, che si complimenta per l'iniziativa, che tra l'altro sta dimostrando quanto i temi della cooperazione e della sostenibilità siano sentiti non solo al di fuori dell'università, ma anche tra gli studenti, è fatto che mi sembra sia ampiamente dimostrato anche dal sold out delle iscrizioni ai due corsi. Le tre parole chiave che secondo me sintetizzano l'iniziativa sono cooperazione, sostenibilità e studenti. Di cooperazione, di green jobs, di green career parleranno persone che sono certamente più accreditate di me. Dico solo che sono fermamente convinto che l'accoppiata tra cooperazione e sostenibilità, unita ad una migliore occupazione per le persone svantaggiate, possa veramente dare un impulso alla sostenibilità sociale, alle iniziative di sostenibilità sociale e influire positivamente sulla sostenibilità economica ed ambientale. Vi rubo invece 2 minuti per parlarvi delle altre due parole chiave, appunto sostenibilità e studenti. Prima di tutto premetto che ogni volta che leggo i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'ONU, che come sapete dichiarano tutti, devono essere raggiunti entro il 2030, mi vengono veramente i brividi. Ne cito alcuni in modo da sradicare povertà, porre fine alla fame, vita sana e benessere, istruzione inclusiva e equa per tutti. Oggi come oggi mi sembrano un miraggio, anche perché non vedo, a fronte di queste sfide veramente molto importanti, un cambio di passo della società in generale e dei singoli in particolare. Cioè credo che dovremmo tutti impegnarci molto e sentirli molto sentire sulle nostre spalle questo peso, perché nella realtà è un peso che dobbiamo tutti cercare di portare avanti. Adesso molto velocemente vi racconto che cosa sta facendo il nostro Ateneo in attività legate alla sostenibilità. Negli ultimi 4 anni abbiamo creato una organizzazione con un gruppo di lavoro multidisciplinare che abbiamo coinvolto diverse realtà del territorio. Ci siamo accreditati e facciamo parte della RUS, che è la rete delle università per lo sviluppo sostenibile, che è attiva dal 2015 ed è composta da oltre 80 atenei.
La RUS è organizzata in gruppi di lavoro, cambiamenti climatici, cibo, educazione, energia, inclusione, giustizia sociale, mobilità, risorse e rifiuti, nei quali abbiamo i nostri rappresentanti. Questi gruppi promuovono iniziative e progetti a livello nazionale ed internazionale, anche in stretta collaborazione con l'ASVIS, che è l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, che tra l'altro è guidata da Pierluigi Stefanini, che ha un vissuto importante nell'ambito della cooperazione, per chi di voi vive da tempo nella cooperazione. Chiaramente la partecipazione alla RUS per noi è uno stimolo continuo, veniamo coinvolti in iniziative e progetti e siamo costretti a correre dietro e a tenerci al passo con le altre università. Siamo inoltre all'interno molto impegnati anche economicamente nel miglioramento dell'impatto energetico degli immobili, quindi abbiamo sostituito infissi, impianti elettrici, gare per fornitura dell'energia, per acquisti di materiali riciclabili, stiamo modificando le gare per i catering, insomma stiamo cercando di adeguare la nostra organizzazione a queste esigenze e in questa direzione. Siamo misurati annualmente da Green Metrics, che elabora una classifica internazionale delle prestazioni di sostenibilità delle università, e negli ultimi anni abbiamo fatto dei grossi passi avanti nella graduatoria. A breve acquisiremo 4 autovetture elettriche nell'ambito di un progetto che si chiama Noemix, che è un progetto europeo coordinato dalla Regione. Abbiamo attivato di recente 32 dottorati green che nelle varie discipline dovranno supportare questa transizione, e tra parentesi uno di questi dottorati, una di queste borse è collegata a questa iniziativa, e in particolare al discorso delle cooperative come attori della sostenibilità sociale. Nell'anno 21 abbiamo organizzato in collaborazione con i comuni, con alcuni comuni, 20 incontri di public engagement con la cittadinanza per stimolare i cittadini alla partecipazione ai progetti green. Abbiamo da oltre 3 anni attivato il portale del riuso, tramite il quale l'Università di Udine distribuisce gratuitamente ad associazioni non profit e scuole tutto il materiale che viene smesso dall'università, quindi computer, proiettori, stampanti, mobilio. Questa iniziativa ha avuto un grande successo, sono stati praticamente svuotati magazzini che in passato cioè il materiale sarebbe finito in discarica, e devo dire che c'è grande soddisfazione lato di chi ha riacquisito questi materiali. E considerate che la RUS, le università, stiamo mettendo a punto una convenzione con le università della RUS che vogliono utilizzare la nostra piattaforma, e proprio in questi giorni ho incontrato il Comune di Bologna che ci ha contattato perché vuole usare la piattaforma del riuso per i propri materiali smessi. Stiamo facendo una mappatura delle competenze dei docenti, intersecandola con i 17 dei docenti dell'università, intersecandola con gli 17 obiettivi del sviluppo sostenibile, per poi rendere disponibile questo gruppo di lavoro multidisciplinare verso le organizzazioni del territorio eventualmente interessate. Abbiamo fatto un primo pourparlers con l'ANCI, FVG, Friuli Venezia Giulia, ma ci piacerebbe molto poterci confrontare anche con cooperative, con Lega Coop, considerando che a breve sarà necessario gestire i fondi del PNRR, che hanno nell'ambiente e nella sostenibilità 2 pilastri molto importanti o fondamentali. L'ultimo tema sul quale ci stiamo muovendo è il coinvolgimento degli studenti, che devono essere i veri attori e lo stimolo del nostro percorso verso la sostenibilità. Sappiamo che per sviluppo sostenibile si intende soddisfare i bisogni oggi senza compromettere quelli del futuro, e sappiamo che saranno gli studenti i primi a subire le conseguenze degli errori passati e di eventuali errori presenti e futuri. Quindi agli studenti che sono collegati, così come a tutti gli studenti che sento in continuo, anche quelli che partecipano
alla Commissione Sostenibilità che hanno formato, chiedo di sentirsi autorizzati / obbligati a diventare protagonisti di questo processo, quindi ad impattare, a contattarci, a chiedere, a pretendere. Se per tutte le iniziative, diciamo, che abbiamo in atto e che non vi ho raccontato, vi rimando al sito Uniud Sostenibile, dove trovate le competenze, i contatti, i gruppi di lavoro, i progetti e quant'altro può essere interessante per chi eventualmente vuole approfondire o vuole attivare una collaborazione con il nostro Ateneo. Noi della Commissione Sostenibilità abbiamo le antenne alzate, vogliamo acquisire informazioni, contatti e suggerimenti e rimaniamo a vostra disposizione. Vi auguro un buon lavoro e vi ringrazio per il tempo che avete dedicato. Grazie davvero al collega Maluzzi che ci ha mostrato un Ateneo a cui sono davvero orgogliosa di appartenere, un Ateneo attento a temi e problemi che ci riguardano oggi e ci riguarderanno moltissimo in futuro. In questa avventura dei percorsi che oggi andiamo a inaugurare non sono affatto stata sola. Mi hanno accompagnato colleghi che ringrazio moltissimo, in particolare ringrazio Marina Brollo, che vedremo anche dopo, i colleghi Marco Sartor e Guido Nassimbeni del Dipartimento Politecnico e la collega Francesca Visintin del Dipartimento di Economia e Statistica. In aggiunta a loro, che fanno parte del consiglio di corso, insieme alla presidente di Confcooperative Udine, dottoressa Benini, e al dottor Cristian Vira per Confindustria. Devo anche ringraziare tutte le colleghe e i colleghi del Dipartimento di Scienze Giuridiche che mi hanno supportato nella costruzione dei corsi, nonché i colleghi degli altri dipartimenti che ci hanno davvero dato una mano. Inoltre vorrei portare anche un saluto ai colleghi dell'amministrazione centrale dell'Ateneo che hanno davvero fatto i miracoli. Vi accoglie al Dipartimento di Scienze Giuridiche, in rappresentanza della nostra direttrice, professoressa Elena D'Orlando, che è stata coinvolta in un altro impegno, il nostro vice direttore, il professor Claudio Cressati. Grazie Claudio. Buongiorno a tutti, mi fa veramente piacere portare in questa occasione i saluti del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Ateneo, in particolare della sua direttrice, la professoressa Elena D'Orlando. Innanzitutto permettetemi un ringraziamento alla persona che è appena intervenuto e ha ringraziato molte altre, cioè vorrei ringraziare Anna Zilli la collega Anna Zilli per questa iniziativa e per aver voluto e saputo coinvolgere così tante forze interne ed esterne all'Ateneo, e di conseguenza ringrazio in particolare queste, cioè le 3 centrali cooperative, a cominciare da Confcooperative, Lega Coop e AGC, e poi naturalmente anche Confindustria Udine. Vedete alle mie spalle uno sfondo che parla di Europa e del futuro che è nelle mani di noi cittadini europei e in particolare dei giovani. Ecco, il rapporto che il nostro Dipartimento e il lavoro che il nostro Dipartimento svolge ormai da molti anni ha l'obiettivo di collegare il territorio, la realtà del territorio, gli stakeholder del territorio con una dimensione di carattere europea ed internazionale. Ricordate tutti un termine che forse oggi si sente di meno, anche se a mio avviso ce n'è necessità, quello di glocal, cioè di unione del livello locale a quello globale. E in realtà
tutto ciò che stiamo sperimentando anche direttamente in questi ultimi anni conferma la necessità di avere sempre ben presente il contesto più ampio nel quale le attività di carattere produttivo, di carattere sociale, di carattere formativo che i vari territori sviluppano devono tenere a mente. Per noi come Dipartimento di Scienze Giuridiche, da questo punto di vista, le esigenze del territorio, in particolare del mondo produttivo del territorio, sono un punto di riferimento. La nostra offerta formativa, sia quella di carattere più classico, corsi di laurea magistrale, dottorati, ma anche quella diciamo più innovativa come i master, i corsi di perfezionamento e di aggiornamento, hanno questo focus, questo obiettivo: essere al servizio del territorio, delle sue esigenze di crescita culturale e formativa, in una prospettiva che ci renda tutti più, da un lato, consapevoli, ma anche più forti a livello nazionale e a livello internazionale. Da questo punto di vista il Dipartimento di Scienze Giuridiche è a disposizione. Questa è una delle iniziative, diciamo, più interessanti e anche più innovative. Ce ne possono essere altre, ce ne saranno senz'altro altre, sia per quanto riguarda non solo la didattica, naturalmente, ma anche per quanto riguarda l'attività di ricerca, che ci vede coinvolti con altri soggetti del territorio. Lo saremo ancora di più nel prossimo futuro, con il varo del piano strategico di Dipartimento all'interno del piano strategico di Ateneo, che vuole proprio traguardare l'attività nostra in una prospettiva pluriennale. Per cui grazie ad Anna Zilli e a tutto il laboratorio lavoro per questa iniziativa, e vi auguro in particolare agli studenti dei corsi partecipati, coinvolgenti, che siano un'occasione di crescita culturale e professionale per tutti. Grazie davvero al collega professor Claudio Cressatti, e quindi davvero il Dipartimento di Scienze Giuridiche accoglie questo grande gruppo di studenti, studentesse, già nostri studenti di Ateneo oppure per la prima volta arrivati qui. Questo bel gruppo numeroso di cui parlerò fra poco trova ora un confronto con i soggetti promotori dell'iniziativa. Sembra strano che a un convegno in cui parliamo di cooperazione, cooperatori o cooperatori, come vi dirò più tardi, la prima parola fra i soggetti ospiti sia data alla Confindustria. L'idea che abbiamo avuto e che è stata portata all'attenzione dell'Ateneo è un'idea che nasce nell'ambito di una collaborazione con tutte le forze del territorio, e davvero sono lieta di accogliere qui all'Università di Udine il delegato alla responsabilità sociale di Confindustria, il dottor Matteo Di Giusto. Buongiorno, mi sentite? Sì. Perfetto. Allora, intanto ringrazio dell'invito, ringrazio l'Università di Udine con la quale Confindustria Udine collabora, direi, da sempre. Ringrazio per questo bel webinar messo in piedi. Diciamo, da prima so che si voleva tentare un incontro in presenza, è stato sicuramente diverso, però credo che i temi siano talmente importanti e talmente sentiti anche da Confindustria Udine, e speriamo anche dare modo di far trasparire quanto anche Confindustria, come diceva bene prima la dottoressa Zilli, anche Confindustria Udine tiene molto al fatto di una ripresa sostenibile, quindi a fare in modo che veramente
quello che ci vede impegnati nei prossimi anni sia effettivamente una ripresa sostenibile. Una ripresa sostenibile che credo sia ineludibile in questo momento che stiamo vivendo, vuoi pandemico, vuoi di scarsa possibilità e scarsa ricettività da parte delle imprese di manodopera, che ritengo che saranno le imprese più etiche, le imprese che effettivamente faranno in modo che le persone al proprio interno lavoreranno bene e si troveranno a lavorare bene, che faranno la differenza. Credo fortemente nelle persone, credo fortemente nelle risorse umane e sono convinto che anche in Confindustria ci sia quel modo di fare azienda etica che si può trasparire anche in altre realtà. Molte delle nostre aziende locali, e parlo sia del territorio della provincia di Udine, ma anche delle altre aziende che trovano posizione all'interno della nostra regione, molte, dicevo, ruotano intorno a una famiglia. E molto spesso anche l'azienda media o piccola che sia si fa portavoce di questi valori familiari. Ecco che anche nelle grandi aziende, e in questa regione, in questo territorio ne abbiamo tante che comunque continuano a ruotare intorno a una famiglia, credo che sia importante anche il modo di lavorare all'interno delle aziende stesse e il portare avanti sempre di più comportamenti etici, comportamenti che poi faranno la differenza non in senso lato, non tanto per pubblicare un codice etico, un codice di condotta, ma faranno veramente la differenza sul modo di lavorare giornaliero delle nostre risorse. Ci sono tantissime aziende grandi, io posso dire con onore di avere una grande azienda alle spalle, che cercano di lavorare in maniera etica, in maniera responsabile e di fare in modo che il proprio lavoro sia, diciamo, fatto trasparire come importante e fondamentale sia per il tessuto dell'azienda stessa sia per il tessuto del territorio. Non dimentichiamoci che ogni azienda consente, che sia cooperativa, che sia non cooperativa o che sia un SPA, consente a tante famiglie di poter lavorare, di poter progredire e quindi consente quello scambio economico che fa bene a un territorio. Paghiamo le tasse volentieri in Friuli Venezia Giulia e dall'altro lato sono molto contento di webinar come questi, perché sempre di più ci deve essere una sinergia tra il mondo della cooperazione, il mondo delle società di capitali e perché no come l'Università di Udine, ripeto, con la quale collaboriamo da tantissimo tempo. Anche nei nomi che avete fatto prima ritrovo dei compagni di avventura su tanti argomenti su cui ci eravamo già confrontati. Quindi quando vorrete un confronto attivo, sostenibile, puntuale da parte di Confindustria o da parte della delega che ho il piacere di portare avanti, quindi quella della responsabilità sociale all'interno di Confindustria Udine, ci siamo, ci saremo, contate su di noi e contate su uno sviluppo attivo per una ripresa sostenibile che ci auspichiamo tutti dopo questo momento che speriamo sia in fase discendente della pandemia che ci sta per fortuna speriamo, diciamo, stiamo vedendo la curva un pochino che sta scendendo. Quindi grazie ancora, ascolterò molto volentieri gli interventi di chi mi seguirà, contattate sulla Confindustria perché noi ci siamo, grazie. Sono davvero lieta di questo messaggio della Confindustria udinese, verremo sempre e spesso a bussare alla vostra porta sui temi della sostenibilità e non solo, in un percorso che è davvero un percorso sfidante e sono assolutamente d'accordo con il delegato dottor Di Giusto quando dice sarebbe stato bello essere in presenza e questo era davvero quello che volevamo. In questo momento forse non sarebbe stato responsabile muovere molte persone, molti relatori da luoghi lontani anche, molti studenti e questa modalità webinar
è una modalità difficile. In questi ormai quasi 2 anni di percorso online, ricordo che le università hanno sospeso le lezioni dal vivo nel febbraio del 2020 per ritrovarci con i nostri studenti brevemente a settembre di quell'anno e poi sempre meglio, sempre di più, abbiamo ricominciato ad incontrarci. Io sono lietissima da parte mia di essere quasi pronta per andare a lezione con i miei studenti fra un paio di settimane. Ebbene, questa modalità del webinar è una sfida perché lo sappiamo, non è facile, però allo stesso tempo può essere una risorsa. Dai webinar abbiamo imparato ad essere sostenibili, cioè a muoverci meno. Dai webinar abbiamo anche imparato che ci sono persone che altrimenti gli eventi non avrebbero potuto seguirli. Sicché davvero mi sento di dire è un'opportunità che dobbiamo sempre meglio imparare a utilizzare, dobbiamo diventare più bravi, dobbiamo imparare ad essere anche bravi docenti e bravi relatori in modalità non consuete. Ciò non toglie che al più presto avremo degli eventi in presenza. E allora, proprio per accogliere relatori lontani che forse non ci avrebbero potuto raggiungere oggi, sono felice di dare il benvenuto ad Anna Manca, vicepresidente di Confcooperative Nazionale, a cui cedo davvero volentieri la parola. Allora, lasciatemi innanzitutto portare i saluti di Confcooperative e del Presidente Gardini a tutte e a tutti voi per questa iniziativa che vede una fattiva e proficua collaborazione tra l'Università di Udine e il movimento cooperativo. Importantissimo, oserei dire strategico, questo approfondimento che l'Università fa, continuando nel suo ruolo di lettura, interpretazione scientifica della realtà, per essere poi di supporto alla nostra società, al nostro agire economico e procedere di conseguenza nella formazione delle nuove generazioni. Non è per nulla scontato questo approfondimento specifico sulla cooperazione, che è ancora poco studiata e poco insegnata nelle accademie, almeno nello specifico, nello specialistico, perché il modello ortodosso di impresa, carattere dominante della nostra storia economica, ha ovviamente la prevalenza. Però vedete, abbiamo bisogno non solo di buoni cooperatori e cooperatrici, ma anche di buoni consulenti, di buoni professionisti, di ottimi dirigenti e funzionari pubblici capaci di interagire con competenza con le nostre imprese e con chi agisce, ad esempio, rappresentanza politico-sindacale, perché sono appunto caratteristiche peculiari non così conosciute, non così approfondite, e invece una maggiore conoscenza potrebbe agevolare la collaborazione proficua. Ecco perché, vedete, è importante, come fa oggi l'Università di Udine, entrare nel merito dell'impresa cooperativa, che è presente, diffusa nei territori, in tutti i settori produttivi, e che lungo la storia del nostro Paese ha caratterizzato momenti davvero importanti del nostro Paese. Addirittura è riconosciuta dalla Costituzione con l'articolo 45 e nel suo agire quotidiano della mutualità, l'agire mutualistico, interpreta anche molti altri articoli fondamentali della Costituzione, e questo ce lo ha ricordato il Presidente Mattarella, a cui abbiamo mandato un grande ringraziamento in questi giorni proprio in occasione del centenario della nostra Costituzione. Ottima questa vitalità del movimento cooperativo friulano, davvero importante, davvero strategica anch'essa, perché ha compreso l'urgenza e la necessità di formare i propri dirigenti, di organizzare una risposta a un bisogno di aggiornamento, di approfondimento, perché è un momento difficile ed è un momento molto sfidante e non possiamo permetterci il lusso di fermarci
e di continuare a dare risposte consuete a bisogni e situazioni che si trasformano. Ecco perché l'importanza che i nostri dirigenti cooperatori e cooperatrici si rimettano in aula e si rimettano a studiare, ma ovviamente uno studio adulto, che è un confronto, che è una bilateralità di contributi che possono essere finalizzati appunto a obiettivi ben più alti. La pandemia ha tolto i veli alle fragilità del sistema in cui viviamo, di un sistema socio-economico appunto fragile, fragilità che avevamo intravisto nei decenni precedenti e a cui abbiamo anche provato a dare risposte. Ora in questa pandemia ancora non finita, ecco che si affacciano grandi sfide, noi dobbiamo essere all'altezza di queste grandi sfide. Arriveranno certamente molte risorse, ma occorre una classe dirigente, un mondo imprenditoriale all'altezza della situazione, capace di gestire tutte queste risorse, di incanararle secondo una visione di futuro a lungo termine, quindi non nell'immediato, non politiche a breve termine, ma lungimiranza, che deve essere una lungimiranza fondata sui principi coerenti a quell'agenda 2030 di cui ben ha parlato il professor Amaduzzi, in cui ovviamente il mondo cooperativo si identifica e gli stessi principi del movimento cooperativo ben si sovrappongono, perché tutti vogliamo mirare a quello sviluppo equo e sostenibile di cui l'agenda 2030 ci parla. Coesione tra persone e territori saranno le parole chiave. Lotta alle disuguaglianze, rispetto dell'ambiente, nuovi stili di vita. La cooperazione in questo c'è sempre stata e ci sarà anche in futuro, presidiando le città come le aree interne, impegnata nell'assistenza sociale e sanitaria a misura di persona, dando dignità al lavoro di cura, di cui si è sentito parlare molto negli ultimi 2 anni. Siamo impegnati nell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, qualcuno l'ha citato, ma siamo altresì impegnati in una produzione agricola, in una pesca che abbiano cura dell'ambiente. E siamo impegnati nella produzione di energie rinnovabili. Pensate, è da 100 anni che siamo impegnati nella produzione energetica e anche oggi faremo la nostra parte di fronte a questa crisi che ci preoccupa, insieme al rincaro delle materie prime, non solo per gli effetti sull'andamento produttivo, ma per le conseguenze che questa crisi avrà in termini di povertà, di crescente povertà. Non possiamo non guardare con preoccupazione agli effetti devastanti della pandemia sul sistema scolastico ed educativo, sull'infanzia e sui giovani. Dobbiamo assumerci la responsabilità di mettere in atto da subito azioni positive che non lascino indietro nessuno, tantomeno i cittadini del futuro, i giovani. È importante investire nell'istruzione e nei servizi educativi, perché questo significa investire nel futuro. Più che di cemento, oggi abbiamo bisogno di infrastrutture sociali, educative, che devono essere diffuse e accessibili in qualunque parte del paese si nasca. È necessario porre al centro vere politiche di pari opportunità, perché solo con una vera valorizzazione delle donne in ogni aspetto della nostra vita non ci sarà giustizia se non porteremo avanti queste politiche, ma non ci sarà nemmeno sviluppo pieno. E quindi impegniamoci come università e come mondo della cooperazione perché le competenze non vengano disperse, perché si colmino i gap digitali e soprattutto delle materie STEM, perché si incentivi sempre di più il dialogo tra mondo accademico e mondo del lavoro e dell'impresa. Anche su questo, come cooperazione, ovviamente ci stiamo attivando e ovviamente auspichiamo una collaborazione stretta con il mondo accademico. Quindi bene sentir parlare anche di questa rete delle università sostenibile. Noi siamo in tutti i territori, auspichiamo che tante università come Udine ci sollecitino, ci chiamino a portare il nostro contributo. Ed infine un pensiero ai giovani. Basta
dire ascoltiamo i giovani. I giovani non vanno ascoltati, vanno coinvolti. Occorre fare tesoro di quelle lenti con cui loro oggi guardano il mondo. Quindi grazie, perché questo percorso formativo non è rivolto solo a imprenditori, imprenditrici e imprenditori cooperativi, ma è rivolto anche agli studenti che affrontano il loro percorso universitario. Io mi auguro che la materia susciterà il loro interesse, la loro curiosità e riesca ad esprimere i valori che il mondo cooperativo porta avanti. Ancora grazie dunque per questa opportunità. Il mondo cooperativo è pronto a raccontarsi, certamente nelle sue regole, certamente attraverso le sue norme e il suo sistema di funzionamento, ma è anche ora di raccontare di più e meglio i nostri principi, la nostra vision, le nostre storie, che rappresentano chi prova ogni giorno a costruire bene comune. Grazie. Grazie davvero alla vicepresidente Anna Manca, e forse non ci sarebbe bisogno di aggiungere nulla, perché questo intervento è stato un intervento di speranza, un intervento di futuro, ma anche un intervento di azione, cooperazione per persone che vogliono essere protagoniste di un percorso. In quel percorso in cui siamo accompagnati in un modo davvero attivo, cooperativo, direi, da uno dei nostri attori istituzionali, che è Confcooperative Friuli Venezia Giulia. Sono davvero lieta di accogliere il presidente Castagnavi, che si collega dalla sede che abbiamo tanto praticato in questi mesi di scrittura di progetto. Grazie presidente, a lei la parola. Buon pomeriggio a tutti, grazie di questa opportunità che mi viene dato di portare un saluto a questo importante convegno, a questa importante iniziativa di cui siamo copartecipi, e approfitto per salutare tutte le persone collegate e ringraziare tutti i relatori di questo momento. Ma soprattutto un sincero ringraziamento all'Università di Udine per questa opportunità, e in particolare alla professoressa Zilli per il percorso che inizia oggi. Infatti un importante passo in avanti in una collaborazione con il mondo universitario che vogliamo sempre più sviluppare per quanto ci riguarda. Questa è un'iniziativa che testimonia l'impegno di Confcooperative in questa regione per far crescere quelli che io chiamo manager della cooperazione del futuro, perché uso questa espressione anche se nel mondo cooperativo molte volte questa espressione è ancora usata molto raramente, ma noi veramente abbiamo bisogno di creare dei dirigenti e dei funzionari che conoscono cos'è il mondo della cooperazione e si impegnino a capire cos'è la cooperazione. Molte volte quando andiamo a cercare il personale oppure vogliamo coinvolgere nuovi dirigenti nel nostro mondo, facciamo fatica a farci capire cosa vuol dire fare cooperazione, no? E proprio per questo credo sia necessario un cambio di mentalità e un impegno in questa direzione. Credo che questo corso vada in questa direzione. Permettetemi anche di ringraziare la Presidente della nascente Unione Interprovinciale Alpe Adria, la professoressa Paola Benini, per l'impegno che ha profuso nel portare a termine e nel voler creare questa opportunità per i nostri relatori. Tornando al mondo della cooperazione, vorrei sottolineare come per i manager cooperativi ci sia sicuramente un qualcosa in più che verrà richiesto a loro, no? E questo qualcosa in più che cos'è? Un senso di radicamento verso le collettività e verso il territorio, e poi un senso di appartenenza. Spesso le nostre cooperative sono formate da centinaia di soci e credo che il manager della cooperazione non deve essere solo un manager economico, ma deve essere un manager che tiene conto anche di aspetti sociali e di aspetti umani. Nel titolo di questo webinar c'è Cooperazione e cooperatori per la ripresa sostenibile. Credo che questi manager che andremo a formare dovranno essere anche in qualche modo dovranno avere una mentalità sostenibile ed usando una frase che usa spesso il nostro Presidente nazionale Maurizio Gardini, per me la sostenibilità non può essere solo ambientale o sociale,
che sono sicuramente due gambe molto importanti della sostenibilità perché tengono conto del mondo sociale e dell'ambiente, ma ci deve essere una terza gamba economica che fa sì che questa sostenibilità sia sostenibile dalla nostra società dal punto di vista economico. Ecco, credo che questo corso vada anche in questa direzione, per cui una sostenibilità anche economica, e credo che la formazione di manager cooperatori che tengono conto di questa sostenibilità sia nel nostro interesse del mondo della cooperazione, ma anche nell'interesse della società. Infine voglio, chiudendo, perché la vicepresidente Anna Marca ha fatto un intervento molto completo sul mondo della cooperazione, sul valore che ha questo corso universitario. Vorrei concludere con un ringraziamento a Fondo Sviluppo e al suo presidente Giuseppe Graffi Buonoro per la sostenibilità data a questo corso, a questa iniziativa. E infine un ringraziamento anche a tutti quelli che hanno lavorato per che questo corso venga fatto. No? Abbiamo lavorato insieme con tutte le altre centrali cooperative, quindi Lega Coop, AGC, ha lavorato insieme a noi Confindustria e anche l'università, quindi insieme credo possiamo andare lontani, insieme possiamo creare qualcosa di importante per il nostro mondo della cooperazione, e quando parliamo di cooperazione non parliamo solo del nostro mondo chiuso a se stesso, ma di un mondo che si apre verso la società, sia dal punto di vista economico, pensiamo a tutte le cooperative che fanno economia sul territorio, dalle cooperative agricole alle cooperative di lavoro, ma anche dal punto di vista sociale, se pensiamo all'importanza che nel mondo della cooperazione rivestono le cooperative sociali, in cui veramente c'è un ruolo di sostegno sul territorio, ma soprattutto di sostegno su chi ha sulle disabilità, che secondo me hanno veramente un interesse. Ecco, credo che questo sia lo spirito con cui abbiamo portato avanti questa iniziativa, e ringrazio l'Università ancora una volta per averci dato una mano a far sì che questa iniziativa sia possibile. Grazie. E allora è davvero un piacere a questo punto far intervenire il già evocato Fondo Sviluppo Friuli Venezia Giulia col suo presidente Giuseppe Graffi Brunoro. Fondo Sviluppo ha sostenuto in un modo davvero importante la partecipazione dei cooperatori e delle cooperatrici delle cooperative aderenti a Confcooperative. Allora, con grande piacere do la parola al Presidente e lo ringrazio per quello che ha fatto per questo evento. Buonasera a tutti, grazie professoressa, grazie e un saluto cordiale a tutti coloro che sono collegati. Io provo a fare due considerazioni così che ho colto da chi mi ha preceduto. Parto da questo ragionamento con cui ha quasi chiuso il presidente Castagnaviz. È vero, condivido e credo che sia una delle cose che da questo corso si potrà instillare nei partecipanti. La sostenibilità o è anche, non dico soprattutto, ma o è anche economica o difficilmente è, per cui questo è un passaggio fondamentale e detto da parte di chi in qualche modo è il braccio economico nel caso della nostra regione, della nostra Confcooperative regionale, è ancora più significativo. Non voglio entrare nei meccanismi di cos'è Fondo Sviluppo, visto che poi c'è un intervento del collega di Coop Fond, e quindi lui probabilmente entrerà un po' più nei dettagli di come nascono questi fondi che in realtà fondano le loro origini nella storia. Il nostro intervento per dare un contributo significativo a questo progetto in realtà altro non è che una declinazione moderna di ciò che la prima cooperativa, la famosa cooperativa dei probi pionieri di Rochdale fece 100 e più anni fa, quando definì che il 5% del loro utile doveva essere destinato ad iniziative di formazione dei soci. Quindi noi non facciamo altro che
portare avanti un'idea antica e che proprio perché ha dimostrato nel tempo la sua forza, merita di essere ricordata. L'altra considerazione che come dire, feci quando iniziamo a parlare di questo progetto è che siamo tutti convinti, chi come me si è laureato ormai qualche decina d'anni fa, che nelle nostre università tendenzialmente il diritto e forse anche l'amministrazione delle cooperative tende un pochino a essere così un po' una Cenerentola. Io faccio outing a quasi 30 anni, anzi a più di 30 anni dalla laurea, e quando io dovevo fare l'esame di diritto commerciale ho saltato a pie pari le 30 pagine che parlavano delle cooperative e poi ho pagato col contrappasso questa lacuna che ho dovuto colmare perché tanto nessuno le chiede, no? Ecco, quindi mettere in piedi un progetto che riporta al centro un pezzo particolare della nostra economia che merita, secondo me, una dignità maggiore di quella che ha avuto negli ultimi 30-40 anni. Credo che questo sia un compito che dobbiamo cercare di portare avanti con il massimo impegno, e lo stiamo facendo grazie anche a Matteo Di Giusto, che ha lanciato una riflessione. Qui la parola cooperativa, e mi piace ricordarlo, è un aggettivo qualificativo. Qui stiamo parlando di imprese cooperative, che significa che l'aspetto gestionale è l'aspetto tipicamente imprenditoriale, che poi va qualificato, ma non è a prescindere. Spesso nell'immaginario collettivo la cooperativa è un'entità che anche se chiude in perdita non importa. No, non funziona così. La cooperativa deve prima di tutto far quadrare i conti. E non è che dopo che ha fatto l'utile diventa cooperativa nel come lo impiega, è nel come lo fa che si qualifica e che si caratterizza nel suo essere impresa cooperativa. E su questo credo che abbiamo un sacco di esempi da mettere a disposizione, anche proprio di vita vissuta con le nostre cooperative, che dimostrano come si riesca a mettere insieme una corretta gestione e una attenzione ai 1000 aspetti che qualificano il modello cooperativo. L'ultima considerazione è proprio relativamente a uno dei principi cardine che spesso vengono citati nella retorica. Lasciatemelo dire, voglio fare anche un po' il provocatore, nella retorica della cooperazione, ed è il concetto di democrazia. La democrazia può essere declinata in tanti modi. C'è un modo maggioranza e minoranza, ci si conta, la maggioranza vince e da lì in avanti governa il processo. La democrazia cooperativa, quindi declinata in una logica cooperativa, invece, è quel qualcosa che, dando voce anche alle minoranze, dando spazio con pesi e contrappesi anche alle voci differenti, alla molteplicità dei pensieri, riesce a far convergere in una visione possibilmente unitaria il processo gestionale di un'azienda, di cui molto spesso i soci sono contemporaneamente lavoratori e molto spesso anche fruitori, clienti, fornitori. Ecco, questa cosa che può sembrare, anzi che è complessa, ma che è il bello della cooperazione. Ecco, io spero che in questo processo formativo i giovani colleghi che partecipano a questo progetto possano cogliere la bellezza dell'essere parte di un progetto che parte molto prima di noi e che abbiamo il dovere di consegnare, di portare avanti, di mantenere, di manutenere, di consegnare possibilmente migliorato a chi viene dopo di noi. E questa poi è l'essenza dei fondi mutualistici
di cui Fondo Sviluppo FVG è il prototipo regionale tenuto conto della specialità normativa della nostra regione. Grazie ancora, e per quanto avrete bisogno noi cercheremo di esservi vicini anche in futuro. Grazie. Grazie al Presidente Graffi Brunoro, e davvero mi sembra di trovarmi a casa, perché anche io quelle 30 pagine sulle cooperative all'esame di diritto commerciale non le ho frequentate moltissimo, ma mentre mi laureavo è entrata in vigore la grande riforma del lavoro in cooperativa e il diritto del lavoro mi ha trascinato ad occuparmi del tema che ho trovato non solo interessante dal punto di vista teorico, ma finalmente interessante anche come tema di grande partecipazione delle persone alla gestione di quella che è, l'abbiamo detto molto bene e in molti contesti, di quella che è un'impresa. Allora, sono lieta di avere qui anche un altro dei partner di questa iniziativa, che è Legacoop del Friuli Venezia Giulia, col suo presidente Livio Nannino. Davvero grazie Presidente, le cedo la parola. Buon pomeriggio a tutti i partecipanti a questo evento, alle studentesse, agli studenti. Porto il saluto di Legacoop Friuli Venezia Giulia, delle cooperative associate, un saluto particolare a tutti i cooperatori presenti, al delegato di Confindustria, ai rappresentanti dell'università, alla professoressa Zilli in particolare, che coordina attraverso lei l'Università degli Studi di Udine. Non sarò molto lungo, farò poco più di questo saluto, perché gli interventi che sono stati fino ad ora sono stati molto interessanti, hanno detto cose importanti, tutte condivisibili. Credo che non sia opportuno dilungarsi troppo. Il centro del pomeriggio credo siano gli interventi che saranno successivamente, i relatori. Allora, qualche sottolineatura soltanto di ciò che è stato detto, perché l'associazione della cooperazione alla sostenibilità credo che sia un dato oggettivo. La cooperazione spesso nasce per rendere sostenibile ciò che sostenibile non è. Quando è iniziata con le cooperative di consumatori era per poter provare a rendere accessibili a tutti beni che da soli non sarebbero stati possibili. Oggi molta della cooperazione sociale cerca di fare esattamente la stessa cosa per quanto riguarda lo stato sociale, rendere sostenibile anche per le famiglie che magari hanno dei problemi con persone anziane, con disabili, con situazioni difficili, rendere comunque sostenibile la vita loro e quella dei loro cari. La necessità che le cooperative hanno oggi di essere, come è stato sottolineato, innanzitutto imprese, senza rinunciare in nessuna parte ad essere anche cooperative, rende molto utile, molto necessario iniziative come quelle dell'Università di Udine. Questo occorre ringraziare per questa sensibilità. Abbiamo la necessità di poter arricchire i nostri organigrammi di figure competenti, di figure che in prospettiva vadano anche a sostenere quel ricambio necessario dei gruppi dirigenti. La cooperazione è stata ha avuto un notevole sviluppo e il legislatore ha disegnato una cooperazione negli ultimi 30 anni molto diversa da quella che c'era prima, a partire dall'introduzione dei soci di capitale nei primi anni 90, alla riforma del diritto societario che ha interessato molto anche la cooperazione, l'introduzione del socio lavoratore, il superamento di tante agevolazioni
che c'erano soprattutto in campo fiscale, che poteva apparire un problema, erano tanto temute, però di fatto hanno portato le cooperative a competere nel mercato e cioè le ha costrette a crescere, a migliorare, a formare i gruppi dirigenti. Oggi più che mai, non diversamente da qualsiasi altra forma cooperativa, abbiamo bisogno di collegarci con l'università, di avere formati dei professionisti che entrino nei nostri organigrammi e che però siano, come dire, capaci di mantenere quella che io definirei una biodiversità. Ha ragione il collega di Confindustria quando afferma che l'etica non appartiene a questa o a quella forma di impresa. Però quella biodiversità, cioè quella differenza che c'è tra diverse forme di imprese è una ricchezza. Indubbiamente la cooperativa ha tra i suoi punti di forza l'appartenere a un territorio. I lavoratori in generale appartengono al territorio nel quale la cooperativa opera e questo la rende particolarmente sensibile verso quella che è la sostenibilità che, come ha già detto qualcuno prima di me, non esiste se non è a tutto tondo, non esiste una sensibilità solo sociale o solo ambientale o solo economica. La sostenibilità, per essere tale, deve essere a tutto tondo. Chiudo velocemente con un augurio, anzi due. Uno, alle imprese cooperative della nostra regione che possano attingere attraverso queste iniziative a competenze e professionalità che abbiano acquisito anche una particolare sensibilità verso quella che è la forma cooperativa. E l'altro augurio, l'altro auspicio che faccio è agli studenti e alle studentesse perché nella loro vita professionale abbiano l'opportunità di incrociare anche l'esperienza cooperativa, scopriranno che ci sono cooperative nella nostra regione particolarmente vitali in un ambiente di valori e di sostenibilità a 360 gradi che li conquisteranno. Grazie. Grazie Presidente per questo intervento e davvero entriamo nel vivo di questo percorso. Vorrei brevemente come cerniera fra questa prima parte di saluti, che in realtà sono stati davvero già degli interventi, ci hanno insegnato molto, ci hanno parlato di una cooperazione, riprendo queste ultime parole, viva e vitale. Ebbene, in questo contesto cerco di spiegarvi e di spiegarlo ai nostri studenti e studentesse come siamo arrivati qui. Ci siamo arrivati guardando alla cooperazione secondo quanto è stato fin qui evocato, con lungimiranza, guardando alle complessità e al futuro. Abbiamo pensato insieme agli attori che ci hanno accompagnato fino a qui, che hanno accompagnato l'università in questo percorso, alla cooperazione come strumento strategico, dove la strategia è guardare lontano. Lontano verso dove? Il collega professor Amaluzzi ce l'ha detto bene, abbiamo tutti questi obiettivi comuni, i 17 obiettivi dell'Agenda 2030. Di questa Agenda 2030 abbiamo sentito parlare tanto, tecnicamente io sono una giurista, quindi la guardo come documento, è una risoluzione dell'ONU del 2015. Siamo sulla strada, metà da quell'agenda e metà del tempo è passato, ci aspettano anni di rincorsa, anche perché il mondo è diventato un po' diverso da quello che era stato scritto e immaginato nella agenda nel 2015. E quella diversità ci obbliga a reagire in modo più veloce. Per fortuna avremo grandi strumenti, ma dei grandi strumenti non ce ne facciamo niente se non sono dati in mano a chi li sa usare. E allora, in questa ricerca di modelli di sostenibilità, dove andiamo proprio a cercare di far stare insieme persone, territori, esigenze, bisogni diversi, abbiamo individuato nelle cooperative e nella interazione fra l'impresa cooperativa e le altre imprese
e il settore, il cosiddetto terzo settore, abbiamo individuato quella sostenibilità sociale che l'Agenda 2030 ci dice essere uno degli obiettivi fondamentali per realizzare la pace, l'uguaglianza e il benessere di tutti. Insieme ai partner abbiamo pensato non a un solo percorso, ma a 2 strade. La prima è nata dall'esigenza, sentita dal mondo cooperativo in particolare, di riqualificare persone che già operano in quel settore in cui è necessario ammodernare le competenze, questo succede a tutti noi tutti i giorni, e in cui l'università può dare una mano. Questa sfida della professionalità degli operatori e delle operatrici delle cooperative è quindi una sfida che abbiamo accolto col corso di diritto e gestione delle imprese cooperative. Abbiamo detto ci mettiamo il diritto perché servono le regole e bisogna conoscerle. Sempre perché insieme al presidente Brunoro quelle 30 pagine le avevamo studiate velocemente. Poi abbiamo detto ci interessa la gestione perché i nostri cooperatori e le nostre cooperatrici debbono saper far funzionare che cosa? Un'impresa, l'impresa cooperativa. E quel corso di diritto e gestione delle imprese cooperative, un corso che vedrà impegnati studentesse e studenti adulti del mondo cooperativo che tornano sui banchi di scuola un po' virtuali come oggi, un po' reali come avremo a breve, appena inizieranno le lezioni, anche in presenza. Ebbene, questi studenti si confronteranno con molti temi che vanno dalla parte giuridica alla parte gestionale, ma anche che inizieranno a frequentare temi nuovi come la gestione delle diversità, come l'inclusione nei luoghi di lavoro, intesa come una buona pratica dell'impresa. Ancora, alla parte tecnica del bilancio, alla parte tecnica della progettazione, seguiranno delle visite davvero sul posto per vedere anche come funzionano le realtà che meglio funzionano, perché teoria e pratica si parlano e in questo percorso rivolto ai cooperatori e alle cooperatrici abbiamo deciso di avere anche dei buoni esempi, perché i buoni esempi ci servono. Ma non ci siamo accontentati, perché abbiamo capito che la sfida è anche, come hanno detto molti intervenuti sin qui, è anche formare nelle giovani generazioni, nei nostri studenti dell'Università di Udine, una coscienza rispetto a quello che è il mondo dell'impresa cooperativa che offre così tanti sbocchi professionali anche qualificati. E allora ci siamo detti, diamo alle studentesse e agli studenti la possibilità di imparare che cos'è un'impresa cooperativa. Questo lo facciamo offrendo gratuitamente a 100 studenti, questo è il numero degli interessati dell'Università di Udine, fra cui ci sono anche dei dottorandi, quindi anche dei già laureati che continuano a frequentare il terzo livello della formazione universitaria, offrendo loro, tramite il contributo di Confindustria e Confcooperative Friuli Venezia Giulia, un percorso che abbiamo chiamato anche per loro di aggiornamento. In che cosa? In lavoro e cooperazione. Questi studenti impareranno una parte teorica e poi avranno delle testimonianze attraverso cui confrontare quello che hanno imparato e confrontarsi con la pratica. E allora davvero mi sento di dire che questo gioco di parole che abbiamo utilizzato nel titolo del convegno è un gioco di parole che ci ha convinto, non cooperatori solo perché si lavora insieme, ma cooperatori perché si è protagonisti del cambiamento. E di nuovo mi riporto alle parole della vicepresidente nazionale di Confcooperative, Anna Manca, cui non si tratta di coinvolgervi, coinvolgere i giovani e ascoltare quello che hanno da dire, si tratta anche di dare gli strumenti perché poi questa generazione di studentesse e studenti che abbiamo davanti sia in grado di prendere le redini del futuro. Come accennato useremo
e qui lo voglio condividere con tutti, una modalità mista. Avremo dei webinar come questo che rimarranno registrati, di modo che si possano riascoltare. I corsisti li avranno a disposizione sulla loro piattaforma online. Avremo poi delle lezioni in classe e avremo per gli studenti del corso rivolto proprio agli studenti universitari delle testimonianze significative. Ci ritroveremo però sicuramente, e davvero lo voglio con forza, all'evento finale che abbiamo calendarizzato per il 25 giugno e a cui già da ora tutte le persone che hanno sin qui parlato e gli studenti che ci stanno seguendo, le studentesse, sono invitati a partecipare. Sarà davvero un'occasione per conoscerci fisicamente, se non accadrà prima durante questi mesi, e per festeggiare insieme. Mi sento di dire che c'è un altro tema che mi sta molto a cuore, il fatto che questa regione è una terra di cooperanti, una terra di cooperazione. E quando questo mi è apparso così chiaro, l'ho trovato in tante letture, ma l'ho trovato molto negli studi proprio dell'Ateneo Udinese, in cui la cooperazione è un tema fondamentale nelle linee di ricerca. E allora direi che possiamo partire per questo viaggio sfidante in cui cedo la parola a dei relatori eccellenti e davvero qualificati per portarci lungo la strada di essere e diventare cooperatori, e inizio introducendo il collega professor Mario Robioni, che è associato di storia economica all'Università di Udine. Mi fa davvero piacere che Mario, che il collega Robioni abbia accettato questo invito, un po' perché molta strada l'abbiamo fatta insieme, e quando dico strada, dico anche strada fisica, perché ho condiviso con Mario l'esperienza per me davvero bella di un lungo percorso di docenza a Pordenone, e ricordo con grande piacere la frequenza di quel campus, perché l'Università di Udine è anche università sparsa sul territorio ed è non solo qui all'Ateneo Udinese, ai diversi campus udinesi, ma è anche a Gorizia ed è anche proprio a Pordenone. Allora, il collega Mario Robioni, che appunto vi voglio introdurre, è uno studioso attentissimo al territorio regionale. Si è occupato di ricerche sul credito, dalle origini ad oggi, sul credito bancario, poi si è dedicato a una ampia ricerca sulla cooperazione, e io ho sul mio comodino il suo libro in cui discute, in cui tratta di cooperazione e sviluppo economico in Carnia fra 800 e 900. Questo chiaramente fra i miei volumi del cuore, e si capisce subito dall'accento perché. Ebbene, l'interesse di Mario, del collega Robioni, poi per l'industria metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia, oltre ad averlo fatto diventare professore, gli è valsa anche la partecipazione che oggi coltiva nella Fondazione Danieli, del cui direttivo fa parte. E allora, se dobbiamo parlare di futuro, prima di tutto dobbiamo capire come siamo arrivati qui. È un piacere introdurre Mario Robioni, storico economico, con questa lettura di che cos'è la cooperazione nella nostra regione. Grazie Mario, e diciamo davvero buon inizio di corso a tutte e a tutti. Buonasera a tutti, mi sentite? Grazie Anna, troppe parole e troppo buona soprattutto. In questo intervento affronterò il tema della cooperazione quale fattore dello sviluppo economico e sociale del territorio regionale. Lo farò utilizzando la prospettiva che più mi è congeniale, quella storica, che ci consente, attraverso la ricostruzione dei fatti del passato, le storie di impresa, delle associazioni, le storie individuali e collettive, di interpretare il presente. La storia aumenta e consolida la consapevolezza nei confronti delle potenzialità della formula e dei vantaggi competitivi dello strumento cooperativo.
da parte dei soggetti che oggi e domani sono e saranno chiamati a interpretarne i cambiamenti in funzione dei mutevoli contesti economici, sociali, ambientali e tecnologici. Ho cominciato a interessarmi al mondo della cooperazione con alcune ricerche nel 2005, ma mi preme ricordare che l'area storico-economica del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche ha da sempre dedicato molta attenzione al tema della cooperazione. Ne sono dimostrazione i numerosi lavori di Paolo Pecorari sulle origini della cooperazione di credito in Italia, di Frediano Boff sugli essiccatori cooperativi Bozzoli in Friuli e Andrea Cafarelli sulla cooperazione elettrica in Carnia, solo per citare i principali. Il mio intervento è strutturato in questo modo. Dopo alcune considerazioni iniziali sul nesso tra cooperazione e sviluppo, mi soffermerò in particolare su due comparti, quello agricolo e quello creditizio, utilizzando come esempio virtuoso di questo nesso il caso di San Giorgio della Richinvelda. Chiuderò con alcune riflessioni di ampio respiro sul ruolo della cooperazione nell'attuale e prospettico contesto economico e sociale. Nel caso del Friuli si può senz'altro affermare che la cooperazione sia stata un elemento essenziale, se non determinante, per raggiungere molti degli obiettivi che ancora oggi si pongono i paesi meno sviluppati. Il caso Friuli appare quanto mai interessante per le peculiari modalità con cui le cooperative, e in particolar modo quelle agricole, sono sorte e si sono capillarmente diffuse, raggiungendo grandi risultati non solo sul piano economico, ma anche e soprattutto su quello sociale. Il caso del Friuli è inoltre paradigmatico per l'originalità e in molti casi la precocità con cui la formula cooperativa seppe porre rimedio ai problemi economici, sociali e sanitari di una realtà arretrata, in quanto essa ha contribuito a ridurre in modo efficace il gap tra le condizioni di fatto e le potenzialità di sviluppo. Così, per esempio, le latterie sociali Turnari in Friuli hanno svolto un ruolo essenziale sul piano economico-sociale, tanto da poter rappresentare ancora un modello attuale per quei paesi che si trovano in condizioni simili a quelle che caratterizzavano questo angolo d'Italia alla fine dell'Ottocento, dalla precarietà alimentare alla sudditanza nei confronti della grande proprietà fondiaria, dalla povertà economica alla scarsa alfabetizzazione, fino all'ignoranza delle più basilari norme igieniche. Tuttavia, il nesso tra cooperazione e sviluppo risulta ancora più evidente se l'attenzione viene posta non solo sulla fase di superamento delle iniziali condizioni di arretratezza, ma si spinge a considerare la permanenza dei valori cooperativi nelle tappe successive, dal passaggio da un'economia agricolo-pastorale a un'economia industriale, fino al processo di globalizzazione. Ebbene, il Friuli offre non pochi esempi della longevità del modello cooperativo, capace di mantenersi vitale, generando innovazione nel senso schumpeteriano del termine, ma nel solco della tradizione. La rilevanza del modello cooperativo nella promozione dello sviluppo di un'agricoltura in grado di garantire nel tempo non solo risultati più efficienti dal punto di vista economico, ma anche e soprattutto livelli più elevati di sostenibilità sociale e ambientale, emerge da numerosi esempi. Da un lato, non è un caso che i benefici apportati dalla cooperazione agricola all'economia e alla società europea negli ultimi 2 secoli abbiano agito da stimolo per la ripetizione di simili esperienze e per l'applicazione dei principi cooperativi nei paesi in via di sviluppo. Ciò ha consentito contemporaneamente il miglioramento delle condizioni di vita di una larga fetta della popolazione rurale e il passaggio da un'agricoltura arretrata e basata prevalentemente sull'autoconsumo a un'agricoltura per il mercato. Dall'altro, la formula cooperativa continua oggi, anche nei paesi più moderni e industrializzati, non solo a rappresentare una valida alternativa all'impresa capitalistica, ma in alcune produzioni agricole e a certe condizioni essa garantisce maggiori vantaggi. In Friuli il movimento cooperativo mosse i primi passi negli ultimi decenni del XIX secolo. Dato che la popolazione era ancora prevalentemente dedita alle attività agricole, le prime esperienze cooperative nacquero nei piccoli comuni rurali, dove maggiormente si erano avvertiti gli effetti della crisi agraria.
Le latterie sociali furono la prima tipologia cooperativa a diffondersi capillarmente, secondo un modello del tutto peculiare che bene si adattava alle particolari caratteristiche ambientali e all'assetto della proprietà e del sistema produttivo territoriale, molto diverso da quello delle regioni già allora più avanzate, dove aveva avuto già avvio il processo di industrializzazione e si era affermato il capitalismo nelle campagne. La loro diffusione fu rapida, estremamente capillare e si caratterizzò per la piccola o piccolissima dimensione che rispecchiava la distribuzione dell'abitato. Tale diffusione, inoltre, non sarebbe stata possibile se non si fosse basata sull'unica risorsa locale disponibile, l'erba, e su un processo efficiente per la sua trasformazione in latte. La scelta friulana di puntare da un lato sulla crescita e sul miglioramento agronomico del prato mediante l'introduzione dell'erba medica e dall'altro sull'impiego di una macchina, la pezzata rossa friulana, in grado di garantire elevati performance produttive di latte, si rivelò lungimirante e vincente. In Friuli, nel campo lattiero-caseario, si era andato configurando un sistema in grado di garantire, ci tengo a sottolineare questa parola, equilibrio tra risorse locali, l'erba appunto, e la produzione del latte e dei suoi derivati. In questo equilibrio la frammentazione della proprietà fondiaria non rappresentava più un limite al progresso agricolo, dato che l'erba non richiedeva una grande estensione dei fondi. I vantaggi portati dalle latterie sociali in Friuli sono numerosi e tanto di ordine economico agricolo quanto di ordine morale e sociale. Sul primo fronte le latterie hanno dato notevole impulso al progresso agrario, in quanto hanno favorito l'intensificazione della produzione dei foraggi, l'incremento del patrimonio zootecnico e hanno valorizzato il latte. Sul piano sociale e morale, le latterie hanno portato la popolazione rurale ad alimentarsi meglio, contribuendo significativamente all'incremento del benessere. Inoltre, le latterie hanno svolto un ruolo importante nella formazione civile dei ceti rurali, quando si parla di istruzione, abituando il contadino all'ordine, alla pulizia, all'educazione, alla previdenza e al progresso. La latteria si trasformava in una sorta di scuola, in quanto le continue necessità di contabilità e di tenuta dei registri offrivano non solo agli amministratori, ma anche ai soci, importanti occasioni di apprendimento. In molti casi poi il caseificio finiva col diventare un vero e proprio punto di incontro e di ritrovo nel quale i soci si scambiavano informazioni e discutevano i problemi della comunità. In particolare, il sistema adottato per il loro funzionamento, il sistema turnario, fece delle latterie una scuola di solidarietà, se si considera il fatto che al di là dell'attività del casaro, tutti gli altri compiti venivano svolti gratuitamente a turno dai singoli soci. Questo secondo me è un aspetto importante perché rappresenta un po' il seme della cooperazione che ha contribuito poi a lasciare traccia nelle generazioni successive, attraverso le famiglie, appunto, parolina che abbiamo sentito più volte già oggi. Con l'avvento della cooperazione rurale di credito, il movimento mutualistico friulano fece un consistente passo avanti nel suo processo di sviluppo. Se la latteria, infatti, aveva consentito di garantire una più efficiente organizzazione della produzione e della distribuzione dei prodotti caseari, senza però modificare una realtà economica statica ancora legata all'autoconsumo, le casse rurali divennero, le odierne banche di credito cooperativo, divennero il fattore propulsivo del cooperativismo agricolo, allargando agli strati più deboli della popolazione la possibilità di accedere ai benefici del credito, con tutte le conseguenze che oggi forse diamo scontate, in termini di crescita, torno a dire, non solo economica, ma anche sociale. Benefici del credito, appunto.
Da queste prime esperienze, tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, quindi essenzialmente quelle nel campo lattiero-caseario e del credito, la cooperazione, oltre ad estendere le proprie braccia anche ad altri campi del settore primario, fece la sua comparsa in numerosi altri comparti. In altre parole, in Friuli si andò configurando, almeno in campo agricolo, un modello di cooperazione integrale, che da un lato vedeva partecipare contemporaneamente contadini e istituzioni locali, che erano promotrici e sostenitrici, e dall'altro finiva pian piano con l'abbracciare ogni campo utile al progresso agricolo. Fu così che insieme alla latteria e alla cassa rurale sorsero le stazioni di Monta Taurina, le macellerie sociali, i forni rurali, i circoli agricoli, cioè cooperative finalizzate all'acquisto collettivo di concimi, sementi, macchine, eccetera, per arrivare alle importantissime iniziative rappresentate dagli essiccatori cooperativi bozzoli prima e dalle cantine sociali poi. Insomma, partendo dalle latterie, il Friuli ha mantenuto nel tempo la capacità di essere terra di sperimentazione in campo cooperativistico. Il seme della cooperazione, piantato con successo alla fine dell'Ottocento, ha non solo prodotto frutti nel comparto agricolo e in quelli ad esso affini, ma è germogliato anche in altri campi, da quelli del consumo e della produzione lavoro. Mi preme sempre ricordare l'esperienza della cooperazione elettrica in Carnia della SECAB dal 1911, fino poi ai campi più recenti della solidarietà sociale. Si è detto che i due pilastri sui quali si è andata strutturando la cooperazione in Friuli sono le latterie e le casse rurali. Essi hanno svolto un ruolo propulsivo non solo sul piano economico, ma anche e soprattutto su quello sociale. Pensiamo a un momento molto significativo della nostra storia recente, gli anni del miracolo economico, un fenomeno a cui il Friuli non rimase affatto estraneo. Basti ricordare il fiorire di imprese come la Zanussi, la Danieli, e mi fermo qui. A metà degli anni 60, cioè proprio quando il processo di industrializzazione era in corso, aumentavano gli occupati, aumentava il reddito, aumentava la produzione, aumentavano le esportazioni. In Friuli vi erano circa 600 latterie sociali con oltre 60.000 soci. Su un territorio con 187 comuni vi erano località che avevano fino a 12 latterie. Non a caso erano definite la spina dorsale dell'economia paesana. Vi erano 36 banche cooperative, 27 rurali e 9 popolari, 74 sportelli e 11.000 soci. Vi erano 10 cantine sociali, 14 essiccatori cooperativi bozzoli e molte altre cooperative in altri rami. È una fotografia di una società che mostra come una buona parte della vita dei friulani si svolgesse ancora nelle piccole località e ruotasse ancora attorno ai ritmi dell'agricoltura. Si può sostenere che senza il fondamentale apporto della cooperazione, l'effetto disgregativo prodotto dai cambiamenti economici sarebbe stato, soprattutto sul piano sociale, molto più dirompente. La cooperazione può essere annoverata, senza dubbio, tra i fattori storici e culturali che hanno fatto sì che la transizione della società contadina di tipo tradizionale, dalla società contadina di tipo tradizionale a quella moderna e industriale, avvenisse senza grossi sconvolgimenti dell'assetto sociale. La cooperativa di paese, ho già detto, non era solo un luogo di produzione e di scambio. Era prima di tutto un punto di incontro per la comunità locale, il luogo dove si formavano le opinioni e si discuteva del futuro. In qualche modo rappresentava le radici, il legame con la terra e più in generale con il territorio, e quindi anche un modo di difesa e di cura dello stesso. Inoltre, se si sottolinea il fatto che la più tipica espressione del cooperativismo agricolo friulano, le latterie sociali, erano in buona sostanza associazioni di tipo prettamente familiare ed agricolo, costituenti quasi un ideale prolungamento delle aziende dei rispettivi soci, ci si potrebbe anche domandare se e in che misura tali forme organizzative abbiano contribuito a partire dagli anni 70, gli anni della crisi,
all'affermazione di quell'altrettanto tipico modello di sviluppo industriale basato sulle piccole e medie imprese e sui distretti. Anche qui, vedete, si potrebbero svolgere delle considerazioni sul ruolo delle banche e sulla necessità, come diceva Donato Melichella negli anni 50, di avere delle banche locali. Riferendosi alle allora casse rurali e artigiane, diceva: le vostre istituzioni sono opera di uomini che vivono la stessa vita della stretta cerchia di coloro che il risparmio utilizzano. Voi che assumete questa responsabilità giocate ogni giorno il vostro nome, il vostro onore, la vostra reputazione, la fama delle vostre famiglie nelle località dove svolgete il compito gravoso di raccogliere il risparmio e di prestarlo. E come è stato ribadito recentemente dal direttore generale dell'ABI, Giovanni Sabatini, il quale ha fatto presente che c'è sempre bisogno di banche del territorio capaci di sfruttare quelle economie di conoscenza del territorio che consentono di fare valutazioni che spesso sfuggono anche ai sistemi più sofisticati e moderni di credit scoring, di rating, come si vuol dire. In questo caso, se prima con le latterie abbiamo parlato delle risorse del terreno, in questo caso le risorse sono le persone del territorio. Ora passo a questo caso esemplificativo. San Giorgio della Richinvelda è uno degli esempi più calzanti del rapporto tra cooperazione e sviluppo del territorio. È offerto all'esperienza di questo piccolo centro rurale, San Giorgio della Richinvelda, che riassume un po' quanto visto finora. Se è vero che San Giorgio è nota soprattutto per i vivai cooperativi di Rauscedo, è una sua frazione, occorre però ricordare che San Giorgio è tra gli esempi più significativi di quella che abbiamo definito cooperazione agricola integrale. A dare notevole impulso al progresso dell'agricoltura locale fu in questo caso la Cassa Rurale, fondata nel 1891 e, a proposito di longevità, tuttora esistente. Quella Cassa Rurale nel 1995 si è fusa con la BCC di Meduno e dal 2012 ha assunto la denominazione di Friuli Ovest Banca Credito Cooperativo. Questa cassa non solo fornì il supporto finanziario alla classe agricola, ma si fece diretta promotrice di numerose altre iniziative che contribuirono al miglioramento delle condizioni economico-sociali della zona. Nacquero così una latteria, una ghiacciaia e un forno sociale. Essa promosse inoltre una scuola di cestai, gestì un deposito di strumenti agrari, curò l'acquisto di seme bachi di grano turco e la vendita cumulativa di bozzoli per conto dei soci. I vivai nacquero quindi dopo, negli anni '20, e non è questa la sede per ricostruirne le vicende tanto note, quanto piuttosto evidenziare che il loro successo contribuì all'ulteriore diffusione del modello cooperativo, come testimoniano negli anni 50 le nascite delle cantine sociali di Rauscedo e di San Giorgio della Richinvelda e la costituzione del circolo agrario cooperativo dello stesso comune, la cui attività, finalizzata all'incremento e al miglioramento dell'agricoltura mediante la fornitura di prodotti e mezzi tecnici, era stata fino a quel momento gestita proprio dalla Cassa Rurale. Ma ancora più significativo ai nostri fini, cioè del nesso tra cooperazione e sviluppo, il rapporto con il territorio e quella parolina sostenibile che abbiamo sentito più volte, fu la nascita nel 1964 della Stalla Sociale fra Vivaisti di Rauscedo, che rappresenta l'unica società di questo tipo ancora in vita dopo i pionieristici avvii tra gli anni 50 e 60 in Carnia. La Stalla Sociale nacque senz'altro per consentire una più razionale utilizzazione delle risorse umane, in quanto l'agricoltore che possedeva uno o pochi capi di bestiame si sarebbe liberato di un impegno gravoso per dedicarsi con tutte le sue forze alle crescenti cure richieste dai ben più redditizi vivai. A Rauscedo l'attività vivaistica non solo era quella prevalente, ma rappresentava una delle più avanzate espressioni di specializzazione in colture ad alto reddito.
In tale contesto, l'attività zootecnica a livello di singola azienda si stava necessariamente ridimensionando sul piano economico e andava subendo una stasi sul piano della selezione e del miglioramento genetico del bestiame. Si pose pertanto la necessità di intervenire o rinunciando all'allevamento o individuando soluzioni alternative. Se la prima ipotesi, la rinuncia, era di difficile attuazione sul piano pratico, nonché psicologico, l'opzione dell'allevamento sociale parve quella meglio rispondente a un'ulteriore articolazione dell'assetto cooperativistico della zona. Tuttavia, vi è un'altra ragione che non solo contribuì alla riuscita dell'iniziativa, ma che l'ha resa duratura nel tempo. Il letame prodotto dagli animali rappresenta il miglior fertilizzante naturale, capace di rigenerare il terreno dove si piantano le vigne. La stalla sociale, tra i visti, è quindi anche un esempio di cooperativa capace di produrre in modo efficiente sul piano economico e sostenibile sul piano ambientale. Il caso San Giorgio dimostra come la consolidata tradizione cooperativistica abbia mantenuto quello spirito mutualistico che consentì agli esordi di superare il problema della povertà e sia stato in grado di promuovere imprese capaci di innovare e di imporsi sui mercati internazionali con prodotti competitivi sul piano economico, ma anche sostenibili, lo ripeto, sul piano sociale e ambientale. Ancora una volta oggi, così come era un tempo per le latterie sociali, nei vivai l'elemento centrale è rappresentato dalla famiglia, i cui membri sono coinvolti in un'attività produttiva che richiede cure e attenzioni costanti. Per concludere, e poi vado alle conclusioni definitive, il caso dei vivai cooperativi di Rauscedo è forse il più emblematico in quanto ben evidenzia le potenzialità e l'attualità di una formula in grado di portare un'impresa nata per salvare i produttori dalla povertà a essere leader sul mercato internazionale. Se poi dai vivai si volge lo sguardo alle cantine sociali, l'impresa cooperativa ha consentito non solo il superamento dell'originario problema del prezzo del vino, ma ha anche giocato un ruolo decisivo nel passaggio dalla coltura promiscua a quella specializzata, nella crescita e nella crescita dei livelli qualitativi. Vorrei, ma non so se ho tempo, aggiungere una piccola nota sulla cooperazione elettrica, ma forse vado alle conclusioni. Non so, Anna, credo che il Caro tempo... Mario, hai tutto il tempo. Allora, siccome tengo molto a questa vicenda e rientra bene nel discorso che ho fatto finora, usciamo dal campo della cooperazione agricola e di credito, ma rimaniamo attaccati saldamente a quel rapporto tra appunto ambiente, territorio, sviluppo. Vorrei dire due paroline sul caso della SECAB, cioè la Società Elettrica Cooperativa dell'Alto But. È un altro appunto esempio virtuoso. La SECAB oggi dal 1911 svolge l'attività di distribuzione e vendita dell'energia elettrica nel nord del Friuli, in una parte del territorio della comunità di montagna della Carnia, precisamente in 5 comuni, ha 2700 soci e serve sia il pubblico, cioè i comuni, sia i privati, cioè tanto le famiglie quanto le imprese. Qui c'è tutto in questa storia della SECAB. Troviamo l'innovazione, ma soprattutto troviamo il territorio nel senso più reale del termine, perché quella volta si decise, in un contesto non facile, che l'utilizzo e lo sfruttamento di una risorsa naturale dovesse portare a un beneficio collettivo. La SECAB nasce nel 1911 da 31 soci di tutta la vallata, che scelsero appunto il modello cooperativo, che è stato poi premiante nel corso degli anni. Una attività longeva, tra l'altro è stata una delle prime cooperative elettriche di tutto l'arco alpino. Ce ne sono altri esempi a partire dalla Valle d'Aosta. È stata la prima
in Friuli senz'altro. Ciò ha consentito e consente, specialmente oggi, anche qui prima ne ho sentito parlare, di avere un abbattimento rilevante dei costi di produzione energetica. Ci sono stati anni in passato dove l'abbattimento è stato superiore al 50%. Vi è stata quindi una ricaduta socio-economica sulla comunità non da poco, sulle famiglie, sulle imprese e anche per gli stessi comuni. Si tenga presente che l'incentivazione all'uso dell'energia elettrica anche nell'attività domestica, questo siamo agli inizi dell'attività, consentì un crescente risparmio di legname e quindi una più efficace salvaguardia dell'altro grande patrimonio locale, il bosco. La storia della SECAP fornisce un esempio paradigmatico del rapporto tra impresa cooperativa e territorio, soprattutto per ciò che concerne il ruolo giocato nello sviluppo e nell'integrazione socio-economica di quella parte, come sappiamo, una parte della Carnia che certamente merita molta attenzione da parte degli operatori e da parte delle autorità. Vado ora rapidamente alle considerazioni finali, che sono di più ampio respiro. Le nuove frontiere della tecnologia, la rivoluzione digitale, quella che chiamiamo la quarta poi rivoluzione industriale, l'automazione, i robot, l'internet delle cose, la genomica, fenomeni in atto a ritmi sempre più accelerati, stanno mostrando un nuovo conflitto tra capitale e lavoro. A metà degli anni 60, un discepolo di John Maynard Keynes, James Meade, premio Nobel nel 1977, scrisse un libro su efficienza, uguaglianza e proprietà delle imprese, nel quale si chiedeva cosa faremo quando il prodotto per ora lavorata sarà estremamente elevato, ma la quasi totalità del prodotto andrà a pochi proprietari di impresa, mentre la massa dei lavoratori sarà in termini relativi, se non assoluti, in condizioni peggiori di prima. Ora, lasciando da parte difficili anche ed estreme previsioni catastrofiche, il punto non è tanto pronosticare o quantificare i mutamenti nella composizione dell'occupazione, inevitabile, come ci dice la storia, ma chiedersi in che misura la nuova ondata di innovazione tecnologica possa modificare, e io direi ulteriormente peggiorare, come ci indicano i lavori di Thomas Piketty, il rapporto tra capitale e lavoro, e quindi cosa fare per evitare conseguenze umane e sociali molto gravi. Si pensi alla marginalizzazione che potrebbero subire ampie fasce della forza lavoro a prescindere da quelli che sono i livelli di istruzione, per esempio. Chi dice che il progresso tecnico e il connesso aumento della produttività produrrà risultati che saranno distribuiti tra un numero ristretto di proprietari delle nuove imprese tecnologiche, pone certamente una questione di equità distributiva a livello macroeconomico, dal momento che affinché i prodotti di queste imprese possano essere acquistati occorrerà avere redditi, lavoro e proprietà ampiamente diffusi tra la popolazione. Cosa c'entra questo con la cooperazione? La cooperazione crea equilibrio tra ciò che si dà, i doveri, e ciò che si riceve, i diritti, e proprio per questo si presta bene a ridurre o almeno attenuare le disuguaglianze che sono il risultato finale di quanto ho detto sopra. Dunque, cosa ci insegnano le molte storie delle cooperative di questa regione che ho cercato di delineare con alcuni esempi virtuosi? Ci insegnano che possediamo due forme importantissime di ricchezza: il territorio e le persone. La cooperazione ha dimostrato che quando queste due risorse vengono gestite nel rispetto dei valori della solidarietà e della mutualità, si generano risultati positivi, non solo diffusi, ma anche duraturi per le generazioni future, cioè resistenti agli inevitabili incidenti di percorso e agli alti e bassi, per non dire alle crisi, dei mercati all'interno dei quali le cooperative necessariamente si muovono. Il che, e chiudo, visto che è un tema
la parolina che è stata usata tante volte, il che significa parlare ancora una volta di sostenibilità e, come diceva Castagnavic, è un termine che va inteso non solo sul piano appunto ambientale ma anche sociale ed economico. Chiudo con una battuta rispetto al titolo del corso, il Cooperattori. Mi auguro che per la spinta che questo corso darà diventino dei cooperreattori. Ecco, grazie a tutti, grazie per l'invito e buon lavoro per le vostre attività, sia insomma al mondo della cooperazione che ai colleghi dell'università. Grazie davvero Mario per questo intervento che ci mostra non solo che la storia non è un racconto, non è un esercizio di narrazione, ma è davvero una chiave di lettura del mondo, è un modo per capire non solo come siamo stati, che pure è interessante, ma che suscita in noi, credo, la comprensione che qui ci hai dato degli strumenti per capire il mondo che verrà. Hai parlato di latterie e digitalizzazione e mi sembra che hai coinvolto 100 anni e più ormai di storia di questo nostro territorio regionale. Quel Friuli che da agricolo è stato capace di trovare in sé i germogli, se posso usare la battuta contadina, i germogli per far crescere solidarietà non pietosa, ma solidarietà attiva, sostenibile, diciamolo di nuovo, che è poi quello che ci interessa da ora in poi. Poi, se posso aggiungere un elemento di carattere personale, mentre tu parlavi con altri relatori ci siamo scritti e davvero hai raccontato la storia della mia famiglia e di molte famiglie di questa regione, di tante altre montagne, di tante altre comunità rurali certamente, ma della mia anche. E di questo ti sono personalmente molto grata. Ai nostri giovani hai raccontato forse la vita dei loro nonni o bisnonni. E allora, se guardiamo la cooperazione come strada per l'innovazione, credo che abbiamo trovato fra i nostri relatori un'altra persona assolutamente pertinente a questo percorso. Si tratta della nostra prossima relatrice, la professoressa di economia applicata all'Università di Brescia, Elisa Chiaff. Ve la presento brevemente, io l'ho seguita sui suoi social per un po', poi ci siamo incrociate grazie a una fortunata coincidenza, perché davvero l'accademia è un mondo in cui da cosa nasce cosa, e ho potuto leggere questo suo percorso, che è un percorso di studio, ricerca e azione. In che senso? Da dottoressa di ricerca proprio sul tema delle imprese sociali di inserimento lavorativo e creazione di valore, è stata consigliera delegata di un importante centro studio che forse conosciamo, che è Socialis, che unisce le università di Brescia con gli attori protagonisti del territorio, cooperative, confcooperative, soggetti del privato sociale, enti no profit. Di questo centro studi è stata anche responsabile delle attività di ricerca e da lì poi è diventata direttrice o direttora generale della cooperativa di Bessimo, che è un diciamo, lo sappiamo perché è un soggetto molto conosciuto, ma è una delle più importanti realtà della Lombardia in tema di cura delle dipendenze e della marginalità. Io vorrei tenerla qui tante ore e portarla ogni settimana a parlarci dei suoi temi di ricerca, che per me sono interessantissimi, perché riguardano la partecipazione, le relazioni, il vantaggio competitivo che deriva alle imprese quando si fanno le cose insieme. Oggi le siamo grate e grati perché ha accolto l'invito a introdurci al tema della cooperazione tra economia e eccellenza sociale. Passo la parola a Elisa Chiaff e già la ringrazio per il suo intervento.
Grazie a voi di avermi invitato, è stato un piacere ascoltare tutti gli interventi che mi hanno preceduto, davvero molto molto interessante. In certi casi temo di ripetermi e di ripetere quello che già alcuni hanno detto, ecco, negli interventi, ma cercherò di dare un po' il punto di vista di quello che è stata l'esperienza di ricerca, appunto, che ho potuto condurre negli anni precedenti, negli anni scorsi, e anche quella di manager di un'impresa sociale, quindi di una cooperativa sociale. Parto dal titolo di questo seminario, quindi la cooperativa, le cooperative come attori e attrici, diciamo così, della ripresa sostenibili. Possono esserlo? Riteniamo possano esserlo? Io penso di sì, solo ed esclusivamente se le cooperative riusciranno ad incarnare, diciamo così, a rappresentare l'eccellenza cooperativa, che è stato un po' il punto di partenza dei miei studi quando ero una studentessa di dottorato. Diciamo che questo principio di eccellenza cooperativa l'abbiamo inteso e lo intendo ancora oggi come la coniugazione di due aspetti. L'eccellenza imprenditoriale. Io sono comunque un aziendalista. Noi stiamo parlando di imprese cooperative che devono essere imprese floride, che riescono a restare sul mercato, perché come diceva il mio professore di economia aziendale, diceva un'impresa etica, bellissima, sociale, ma che poi non è economicamente sostenibile, è un'impresa etica che fallisce. Quindi purtroppo, o per fortuna, non lo so, ecco, però dobbiamo considerare il ruolo dei manager e mi fa molto piacere poter parlare ad una platea che probabilmente sarà abitata, diciamo così, è abitata da quelli che saranno i manager futuri della cooperazione. Sempre più quando si parla con le cooperative, anche con le cooperative sociali, ma non solo, l'idea è quella di avere persone formate proprio a livello manageriale e imprenditivo per affrontare le sfide della sostenibilità e della capacità di eccellere dal punto di vista aziendale. Cosa significa? Significa che un manager cooperativo deve avere a cuore la sostenibilità economica, quindi l'efficacia e l'efficienza della propria impresa, guardando ai principi cardine dell'economia aziendale, che valgono anche per le imprese cooperative, quindi l'economicità, l'autonomia, la durabilità. 3 principi cardine che valgono per tutte le aziende, per tutte le imprese e anche e soprattutto per quelle cooperative. L'economicità significa comunque trovare nella propria attività la possibilità di produrre risultati che remunerano correttamente tutti i fattori di produzione. Questo non significa esclusivamente avere l'utile di bilancio a fine anno, che è forse l'indicatore più immediato al quale arriviamo tutti, ma significa dare le corrette retribuzioni e remunerazioni a tutti. Non significa ovviamente dare remunerazioni adeguate ai soci. Nella cooperativa diciamo che non è il dividendo o l'utile soggettivo quello che traina appunto la partecipazione e l'adesione all'impresa cooperativa, ma significa dare corrette retribuzioni e remunerazioni ai lavoratori dipendenti, ai fornitori, alla pubblica amministrazione e a tutti gli stakeholder che con la cooperativa entrano in contatto. C'è poi il principio dell'autonomia. L'autonomia non significa essere autonomi e avulsi, diciamo così, da un contesto economico-sociale, anzi significa per le cooperative soprattutto abitarlo a pieno, tessere reti, costituire, diciamo così, costellazioni di collaborazione che della cooperazione e delle cooperative sono un po' il DNA. L'autonomia a livello economico, che è il consiglio soprattutto per i manager che si affacciano, no, sul mondo delle cooperative, e spesso penso alle cooperative più piccole, magari più neonate e non quelle storiche più solide e rappresentative magari di patrimoni anche costruiti nel tempo. La possibilità di dipendere dagli altri, quindi l'autonomia è uno dei cardini a cui dovrete sempre mirare, considerando la possibilità di indebitarsi, la possibilità di dipendere economicamente da risorse altrui, ma senza farlo diventare patologico. Quindi guardate all'indebitamento e all'investimento, ai prestiti di capitale con intelligenza, con razionalità, senza spaventarsi, diciamo così, ma cercando di trovare anche quelle linee di finanziamento ormai sempre più diffuse dedicate alle economie ad impatto, l'economia ad impatto che tendenzialmente è l'economia tipica delle cooperative. Perché hanno un impatto le cooperative, c'è appena stato rappresentato l'impatto forte che hanno non solo sull'economia ma sulle persone che vivono la cooperazione.
E infine il terzo cardine per l'economicità, per diciamo così, i principi di eccellenza economica di un'impresa è la durabilità. Quindi guardare alla propria impresa cooperativa come a un'esperienza che vada oltre il sé, oltre i fondatori, che spesso sono un traino e sono delle persone fondamentali per qualsiasi tipo di impresa, ma le cooperative hanno la grande forza di basarsi sui soci e quindi di non doversi incardinare e focalizzare, diciamo, su pochi manager, sulla famiglia che poi non sa fare il passaggio generazionale. La forza, diciamo così, della cooperazione è quella di dover ottemperare alla propria mission, dover rispondere ai bisogni dei propri soci che cambiano, compagini sociali che maturano, crescono, cambiano, si rinnovano e nel frattempo la cooperativa resta. Penso che nelle esperienze imprenditoriali italiane, se vogliamo guardare a quelle più longeve, troviamo le cooperative. Sono le cooperative che superano i 100 anni dalla fondazione, sono tra le poche imprese che superano i 100, i 120, eccetera, anni dalla propria fondazione, proprio perché non c'è un manager che con il passaggio di consegne rischia, come capita purtroppo di vedere in altre tipologie di impresa, di vedere magari il proprio patrimonio sfumare o cambiare o snaturarsi. Nella cooperativa la forza della base sociale e del fatto che la cooperativa nasce per rispondere a dei bisogni che ci sono sempre, perché paradossalmente cambia tutto in questo mondo, ma non cambia il fatto che abbiamo dei bisogni da soddisfare e che la cooperativa è una tipologia di impresa che nasce per rispondere ai bisogni, il bisogno di lavorare, il bisogno di avere una casa, il bisogno di trovare beni, prodotti, servizi a migliori condizioni rispetto a quelle che trovo sul mercato, il bisogno di avere servizi sociali, sociosanitari non pubblici, ma privati, sostenibili, affrontabili, adeguati alle necessità delle persone e anche alle tasche delle persone, perché se ci fosse solo il privato profit, probabilmente molti dei servizi sociali, sociosanitari, educativi non avrebbero seguito e quindi la possibilità, diciamo, di guardare alla propria impresa cooperativa come un'impresa durevole che vada oltre la singola persona, pur comunque ponendo la persona al centro. Ecco, non basta questo è fondamentale perché se non rispetto i principi di economicità, autonomia e durabilità, la mia cooperativa non resiste nel tempo, non cresce, non perdura, diciamo così, ma se mi limitassi ad essi sarei un'ottima impresa, appunto, non cooperativa probabilmente. Quindi per far sì che l'eccellenza cooperativa trovi tutte le risposte, diciamo completi tutte le risposte di cui si fa carico, i manager delle cooperative devono guardare anche all'eccellenza mutualistica e cooperativistica. Noi sappiamo che le cooperative si basano sui 7 principi cooperativi, che sono dei principi internazionali riconosciuti a livello sovranazionale, appunto in tutto il mondo, e che sono 7 principi che perdurano anch'essi da tempo, per quanto siano stati rinnovati e rivisti dalla Alleanza Cooperativa Internazionale, ma che sono i 7, non so come dire, i 10 comandamenti per chi crede, ecco, diciamo così, sono i 7 principi che ogni cooperatore deve avere almeno stampati da qualche parte in ufficio, ogni tanto guardarli, riconoscerli, conoscerli e riconoscerli e condividerli. Se non li condividete, penso che fare manager cooperativo non faccia per voi, diciamo così. Sono i principi della democraticità, della partecipazione, dell'autonomia dei soci, della formazione, informazione e diffusione dei principi cooperativi. Se sono un cooperatore, mi impegno a formare nuovi cooperatori, mi impegno a diffondere i principi su cui si basa la cooperazione stessa. Sono i principi della solidarietà verso l'esterno. Sono 7 che però noi traduciamo, non noi, cioè però nelle ricerche che ho condotto, diciamo, con il mio team di ricerca, noi traducevamo anche nelle ricerche fattive, di cui poi brevemente provo a farvi un esempio, in 3 punti, che erano la partecipazione, la mutualità e la solidarietà. La partecipazione è il cardine delle cooperative.
Ne ho conosciute tante di cooperative perché facendo ricerca molto spesso erano i miei oggetti di ricerca e di analisi, cooperative di ogni tipo, dalle agricole alle cooperative di produzione e lavoro, alle sociali. Devo dire che la gran parte delle cooperative che ho conosciuto, approfondito e studiato sono cooperative sociali, che però vivono di una vita un po' propria, diciamo, rispetto alle cooperative prettamente mutualistiche. Quindi se dovessimo distinguere in due grandi mondi, noi abbiamo le cooperative mutualistiche, quelle che hanno come obiettivo principalmente i propri soci, e poi sì, hanno la finalità solidaristica, ma come, passatemi il termine, secondaria, e invece le cooperative sociali che hanno la finalità solidaristica intrinseca con quella principale mutualistica. Ma dicevo, conoscendo tutte queste cooperative, una delle cose che mi piaceva più scoprire, analizzare, approfondire era come vivessero la partecipazione, quante volte convocassero l'assemblea dei propri soci. Una, minimo indispensabile, due, proprio perché magari facevamo 2 puntate di presentazione del bilancio e poi quando c'era il bilancio sociale, tante volte, 3 o 4 volte l'anno, moltissime volte perché l'assemblea dei soci era il gruppo dei lavoratori, era magari un gruppo ristretto e limitato e quindi molto spesso le riunioni tra i lavoratori diventavano le assemblee, erano riunioni quasi più operative. O molto difficilmente ho incontrato cooperative agricole nate appunto come le storie che abbiamo appena sentito, ormai tramutatesi in grandi imprese con 2.000-3.000 soci, ognuno agricoltore per conto proprio, che poi condivideva in cooperative agricole di consumo, e la partecipazione è difficile quando devo fare un'assemblea con 3.000 imprenditori agricoli e ne partecipa il 5% e il 10%. Ciò non toglie che le modalità vanno continuate vanno perseguite. I soci vanno informati del proprio ruolo. Fate un corso soci, gli spiegate al socio qual è il ruolo. Io sono diventata socia di una banca di credito cooperativo e mi ricordo l'impiegato della banca che quando mi propose di diventare socia gli dissi cosa intende per diventare, non volevo interrogarlo, ecco, diciamo così, però mi spiegò un po' qual era la sua visione di socia e mi disse, avrebbe dei vantaggi economici. E io volevo dirgli, no, non devi spiegarla così, non puoi spiegarmi solo che avrò dei vantaggi economici, devi dirmi che cosa vuol dire, divento coproprietaria di una banca, divento coproprietaria di un'impresa, me la devi spiegare così, posso candidarmi in un CDA? Me la devi spiegare così, che se divento socio è quella cosa lì, e non è solo che a fine anno forse ho qualche vantaggio in più, che per carità può essere il primo aggancio e magari è la cosa più di interesse nel breve termine, ma se io voglio alimentare la partecipazione e farla diventare un valore per l'eccellenza della mia impresa, allora devo spiegarla in un altro modo, devo fare in modo che i soci capiscano qual è il loro ruolo e il loro potenziale. È facile? No. Tendenzialmente all'aumentare della dimensione delle cooperative la difficoltà della partecipazione aumenta. Mi ricordo una delle primissime ricerche che abbiamo fatto era agli sportelli della Coop di Milano a chiedere alla tessera, alla cassa, io e le mie colleghe, lei ha la tessera del socio, insomma, perché la tessera della Coop sapete che è diversa dalla tessera di altri supermercati, diciamo così, la tessera della Coop la paghi 25 euro perché è una quota, diventi socio. Nelle altre, adesso faccio un esempio dell'Esselunga, adesso per dire, è un prodotto di marketing, è diverso. Nella Coop divento coproprietario, partecipo alle assemblee, di là no, all'Esselunga no, non mi ha mai convocato nessuno all'assemblea, quindi è ben diverso. Ma quando chiedevamo alle casse, lei ha la tessera? Sì, no, ma partecipa all'assemblea? Sguardi persi, ecco, tranne qualcuno della vecchia guardia che diceva sì, io vado all'assemblea di quartiere, della zona, diciamo. E quindi si riconosceva anche in quella partecipazione che ho risentito molto volentieri quando si parlava delle prime cooperative, che non erano solo il luogo dove trovo lavoro, trovo il prodotto a migliori condizioni, trovo gli sconti migliori, ma erano il luogo dove si faceva formazione sociale, erano il luogo dove trovavo delle risposte di crescita. È difficile ritornare lì, è difficilissimo, ma nelle occasioni in cui ne abbiate la possibilità, semmai diventerete manager di cooperative con una base sociale più vicina, penso cooperative sociali, cooperative di produzione e lavoro o anche cooperative culturali, di consumo, eccetera, dove la base sociale magari è più prossima e più vicina, considerate il vostro ruolo
politico, che non sto dicendo politico nel senso dei partiti, ecco, ma nel ruolo di formare delle coscienze collettive, perché è fondamentale. La cooperazione, lo diceva all'inizio, se non sbaglio la vicepresidente Manca, è citata nella Costituzione, non a caso, è l'unico tipo di impresa che ha un suo articolo dedicato, perché ha un valore sociale, quindi non è solo un valore imprenditivo, che secondo me è comunque importante, rappresenta una percentuale di PIL significativo in Italia, non prevalente, ma comunque importante, ma la base fondamentale è quella di far diventare, dare la possibilità a tutti di diventare imprenditori, di basarsi sulla persona e non sul capitale, di rendere più vicino e prossimo quelle economie che viceversa vanno in mano a pochi capitalisti, cioè quindi vogliamo ridare quel senso, dobbiamo formare le persone, non sono abituate. Se incontrano un corso di cooperazione in università è una fortuna, infatti devo dare adito alla professoressa Zilli che promuove questo tipo di corsi, perché è difficile che uno studente di economia e commercio, insomma, o di economia e management, adesso si chiamano tutti in altri modi, incontri il fenomeno cooperativo all'interno dei propri studi. È difficile, è raro, lo incontra nella vostra università, lo incontra a Bologna, in Trentino, a Brescia abbiamo un piccolo corso, però ecco, esci da 5 anni di economia e della cooperazione, hai studiato un paragrafo più o meno grande così in diritto commerciale. Come possiamo pretendere che i giovani possano uscire da economia o dai percorsi formativi giuridici economici senza avere minimamente idea di che cosa sia una cooperativa e buttarci a capofitto partecipando consapevolmente. Ecco, quindi mi raccomando, nell'eccellenza la partecipazione, se diventerete manager, va curata. È pesantissima, perché a volte ti trovi in riunione con i soci e c'è il 10% dei soci e dici mannaggia, ho fatto di tutto e sono ancora qua al 10%. Ma vi assicuro che se continuate a sbattere la testa contro il muro, quel 10% potrebbe diventare un 11% e il 12% e poi quel 10%, se ben motivato e agganciato, può fare da cassa di risonanza? Sì. L'importante è che veda il senso del suo partecipare. Quindi la partecipazione non è semplicemente informazione, che però è il primo passaggio, ma è richiesta di coinvolgimento. Non è immediatamente facciamo tutto tutti insieme, perché poi c'è un'organizzazione, una gestione da gestire, scusate il gioco di parole, ma è un coinvolgimento che richiede anche la tua opinione. Fammi sapere cosa ne pensi, prova a fare un passo avanti nel metterti nei panni di chi sta gestendo la cooperativa in cui lavori e di cui sei socio coproprietario, perché è una scelta sfidante, non tutti nascono per fare gli imprenditori, spesso quando entri in una cooperativa e diventi socio ti trovi a doverlo fare senza avere magari la preparazione adeguata. Ecco, fate in modo che la partecipazione sia preparata, non so come dire, e che quindi diventi poi una partecipazione vera e attiva. C'è poi il tema della mutualità. La mutualità è centrale. La cooperativa nasce perché i soci, diciamo così, aderiscono per poter trovare una risposta che non trovano nel mercato. Se io però quella risposta gliela do allo stesso modo, o magari peggio di quella che trovano nel mercato, la mutualità sta venendo meno. Quindi mi raccomando, riserve, accantonamenti, cioè qui serve proprio una scelta manageriale. Fate notare economicamente, passatemi il termine, la differenza tra chi è socio e chi non è socio, perché se questa differenza si perde, perché nessuno prende i ristorni mai, perché non c'è nessuna differenza tra chi lo è e chi non lo è, allora la partecipazione è solo chiedermi una cosa in più, senza alcun, non so come dire, contraccambio che mi viene da dire è anche corretto, perché compatibilmente con la situazione economica della cooperativa, fate in modo di soddisfare il principio della mutualità e rendere evidente il vantaggio mutualistico. È la base della cooperazione. Alcune volte un po' questo si perde, soprattutto nelle cooperative sociali, dove, siccome siamo qui tutti per l'aspetto solidaristico, la mutualità ci pensiamo poi. Non è giusto, non è giusto. Se vogliamo delle imprese cooperative che rispettano i principi di eccellenza economica e cooperativistica, la mutualità è un cardine. Se no non si sceglieva la formula cooperativa, si sceglieva l'associazionismo e adesso ci sono tante altre forme di impresa sociale e si faceva qualche altra cosa. La cooperativa è una forma giuridica che prevede la mutualità. E infine la solidarietà. Ecco, qui devo fare appunto questo discrimine che già facevo prima tra quello che è il funzionamento, passatemi così, delle cooperative agricole, di produzione lavoro, di abitanti, non solidali, diciamo non sociali, e le cooperative sociali. Le cooperative sociali la solidarietà ce l'hanno nel DNA, diciamo che nascono in quanto cooperative
mutualistiche e solidali. Le altre invece sono cooperative prevalentemente mutualistiche che tendenzialmente potrebbero occuparsi esclusivamente dei propri soci senza guardare al proprio territorio, ma che rispettando i principi della cooperazione, uno dei principi dichiara proprio che siccome sei una cooperativa, alzare lo sguardo, sei obbligato, quindi devi guardare al di là della tua azienda, prima di tutto soddisfare i tuoi soci, ma poi guardare oltre e vedere se il territorio ha bisogno del tuo contributo. Io penso che tutte le imprese ben gestite ovviamente siano diciamo così un elemento di ricchezza per i territori. Arrivo da Brescia dove diciamo il lavoro è forse uno dei cardini del vivere comune. Ecco, però ritengo che la cooperazione, un po' perché poi l'ho scelta ecco, come approfondimento e come materia di studio, abbia qualcosa in più proprio perché ci si debba impegnare formalmente nel rispondere alle esigenze del territorio. E qui come posso dare risposte migliori o maggiori contributi alla collettività? Chiedetelo ai vostri soci. Quasi tutti li abitano i territori e hanno delle conoscenze, dei contatti, delle esigenze che esprimono il territorio. Cominciate ad agire la partecipazione e dalla partecipazione interna vedrete che riuscirete a rispondere anche alle esigenze della collettività e qui vado verso la conclusione, sì, a rispondere anche a quei criteri di sostenibilità che si riconnettono un po' al titolo di questa giornata, quindi le cooperative possono essere attrici della ripresa sostenibile? Secondo me sono attrici o attori, diciamo così, i cooperatori e le cooperatrici dell'economia sostenibile, dove l'economia sostenibile è un'economia che mette al centro la persona, è un'economia che non mette prima il profitto, ma prima c'è la persona, è un'economia che se metto prima la persona sta attenta a tutti quei valori ambientali, inquinamento, adesso penso a quelli più noti, diciamo così, al rispetto delle basilari normative, ma anche di qualcosa in più, proprio nel rispetto della persona come centrale, ma non di una persona o di poche persone, del club degli azionisti, ma di tutte le persone, ok? E questo è, a mio parere, la grande differenza e la bellezza. Io quando le ho scoperte l'economia sociale, insomma, mi ci sono un po' innamorata, nel senso che mi hanno dato quel senso di dire, oh, si può fare economia in un modo più equo, più giusto e più solidale. Sì, si può fare, è ancora un po' marginale se vogliamo guardare sui numeri del mercato, diciamo sul totale, ma è molto importante rispetto alle possibilità di equità che dà alle società. Ritengo che i territori, io per altri motivi sono anche impegnata a livello amministrativo nel mio comune e dico sempre che la ricchezza dei territori la vedi quando hai un'economia sociale florida, quando le persone trovano risposte vicine e possono impegnarsi in prima persona nell'economia sociale che la cooperazione e la cooperazione sociale rappresentano in prima battuta, nel senso che sono gli attori principali dell'economia sociale e dell'economia sostenibile. Quindi sono attori per la ripresa sostenibile? A mio parere sì, ma devono essere gestite bene. Gestirle bene vuol dire coniugare il concetto di eccellenza di impresa imprenditiva al concetto di eccellenza cooperativa e mutualistica. Per farlo tenete a mente i vari principi che governano l'azienda, che sono i principi del mercato, i principi che possiamo trovare in un qualsiasi libro di economia aziendale, a quelli che governano l'essere cooperativistico. Non dimenticatevene quando sarete a manager di cooperative medie, grandi o piccole, ma cercate sempre di porre al centro l'ascolto delle istanze del territorio, l'ascolto delle istanze dei vostri soci, anche se magari è faticoso e rallenta i processi. La partecipazione rallenta molto spesso i processi decisionali, ma tendenzialmente porta a decisioni più condivise e quindi più funzionali e più efficaci. Io mi fermerei, diciamo qui, ho usato i miei 25 minuti e vi ringrazio davvero tantissimo, non solo per l'opportunità odierna, ma per sostenere la formazione, l'informazione e la diffusione dei principi cooperativi. Veramente grazie alla collega professoressa Elisa Chiaff per questo Coop Pride. Credo che siamo tutte e tutti in questo momento più consapevoli del percorso che abbiamo fatto o che stiamo per fare o che faremo o che ci ha incuriositi e ci ha attratti qui oggi. E questo percorso di Coop Pride mi ha già insegnato
che alla fine ogni ragionamento parte dalla partecipazione, per cui se non ci sentiamo coinvolti non basteranno gli sconti, non basteranno i ristorni, senza partecipazione non c'è cooperativa, senza mutualità e solidarietà nemmeno c'è cooperativa. E con un percorso che coinvolge in questo momento sulla crisi della partecipazione ovviamente anche il settore delle associazioni, che lo vive in un modo molto intenso. E mi fa dire che davvero le cooperative, quando fanno le cooperative, funzionano. E questa idea delle cooperative come questo ricordo delle cooperative, questa riflessione sulle cooperative come strutture imprenditoriali più longeve del paese, che è una prospettiva molto diversa rispetto a quella a cui siamo abituati, mi piace moltissimo. Non solo, le cooperative non solo sono le strutture imprenditoriali più longeve del paese, ma anche intervengono quando gli altri imprenditori, quelli che non fanno cooperativa, non funzionano. Su questo ho il piacere di introdurre il già presidente regionale di Lega Coop Liguria, già direttore della stessa, socio di Alchimie, che è uno dei soggetti che supportano i processi partecipativi di sviluppo locale della Liguria. Introduco con grande piacere il direttore dell'area promozione attiva e Workers Buyout, Gianluigi Granero. E non voglio spiegare io che cos'è il Workers Buyout, ma quando l'ho scoperto ho pensato è geniale, ma non spetta a me portarne gli elementi, abbiamo un grandissimo esperto che ci aggiunge un altro tassello nelle competenze che stiamo mettendo qui oggi. Grazie dottor Granero e grazie già per l'intervento. Grazie a lei professoressa e grazie a tutti voi per l'invito e anche devo dire l'opportunità di ascoltare con grande piacere tutti coloro che mi hanno preceduto e quindi mi consentirà prima di passare alla presentazione di sfruttare diciamo alcuni degli stimoli che sono venuti per qualche piccolissima riflessione e breve. Innanzitutto il vostro percorso che si inserisce non solo nel sistema dei valori di cui si è ampiamente parlato, mi ero segnato diciamo i principi e valori cooperativi e quindi su questo posso sorvolare, ma si inserisce in una fase storica molto particolare che dico solo un dato, la Commissione europea ha appena approvato un proprio action plan sull'economia sociale e la cooperazione è grande parte dell'economia sociale, non solo in Italia, ma in tutta Europa e in tutto il mondo, che ha in sé un elemento straordinariamente importante, per questo lo collego al vostro lavoro che state facendo, cioè per la prima volta, diciamo, a livello europeo si riconosce all'economia sociale questo elemento di trasversalità rispetto alla capacità di influire sulle traiettorie dello sviluppo sostenibile di tutte le filiere economiche e quindi un valore, se volete, orizzontale, trasversale su tutta l'economia, che mi sembra un elemento particolarmente innovativo, particolarmente importante, perché è un riconoscimento che forse i cooperatori in sé hanno sempre avuto per il lavoro che fanno, ma che oggi diventa un elemento chiave delle future politiche europee e che certamente è coerente con quanto voi state facendo e quindi in qualche modo di cui siete anticipatori. Poi alcune altre così piccolissime spunti che prendo dalle cose che sono state dette da chi mi ha preceduto. Il rapporto tra coesione e sviluppo economico, di cui ha parlato lei, ma di cui hanno parlato anche altri prima di me. Senza ripetere cose già dette, dico ci sono dati che dimostrano che questo elemento diciamo, è un fatto acclarato. Cito
per non citare tanti studi, il rapporto Simbola sulla coesione territoriale e lo sviluppo economico, che dimostra come le regioni, come è stato richiamato per la storia, ma come vale anche per il presente, le regioni che hanno un livello di coesione sociale, di cui la cooperazione sono parte, elevato, hanno anche tassi di sviluppo economico più significativi, e quindi una relazione straordinariamente importante. Poi vado, perché devo andare alla mia presentazione, mi scuso se divago, ma insomma sono state troppo interessanti le cose dette, e quindi anch'io faccio solo un aggancio tra la storia, il presente e il futuro. Le cooperative sono un soggetto innovatore da sempre, hanno inventato mercati nel vero senso della parola. Cito il primo, che è già stato citato, i propri pionieri di Rochdale, con la cooperazione di consumo, anche se in realtà Rochdale era molto di più, non era solo consumo. E anzi, su questo ho un bellissimo film fatto proprio dai discendenti dei propri pionieri, che se vuole possiamo mettere a disposizione degli studenti del corso, perché secondo me è davvero molto bello e illuminante, si fa anche guardare, insomma non è una cosa diciamo pesante, e che rende bene l'idea e le ragioni del fare cooperazione. Dicevo, ha inventato mercati, ho fatto l'esempio della prima cooperativa, che ha di fatto inventato quella che oggi è la grande distribuzione organizzata, ma come dicevo non solo, perché avevano già inventato il prodotto a marchio, hanno inventato forme assicurative, perché in allora non esisteva ad esempio l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro o la previdenza e tutta una serie di altre cose. Quindi i propri pionieri in realtà sono una storia molto illuminante e straordinariamente innovativa, che come veniva richiamata hanno codificato i principi cooperativi, che poi con i dovuti ammodernamenti che sono stati fatti e che sono stati richiamati da chi mi ha preceduto sono arrivati fino a noi. E poi cito l'ultimo fenomeno, che secondo me non sarà l'ultimo, ma diciamo di quelli maggiormente visibili, diciamo l'ultimo, e anche questo è stato citato, che è la cooperazione sociale. La cooperazione sociale ha inventato un mercato e ha dato una risposta a dei bisogni, inventando un mercato che non esisteva. Oggi, con la grande potenza trasformativa, ancora piccola nei numeri, ma secondo me potenzialmente altrettanto interessante e sfidante per il futuro della cooperazione, non solo, ce l'ha, secondo me, la cooperazione di comunità. Però, siccome non posso andare troppo dietro ai miei, diciamo così, alle cose che ho recuperato dai vostri interventi, vado alla mia presentazione. Si vede, professoressa, la condivisione? Allora, innanzitutto che cos'è, cosa fa CoopFond? CoopFond è uno dei fondi mutualistici, è stato richiamato da qualche collega che mi ha preceduto, che è costituito ai sensi della legge 59/92. Lo dico soprattutto perché, se ho capito bene, diciamo, il gruppo dei partecipanti ai corsi è fatto da due tipologie, no? Soprattutto per coloro che non sono cooperatori. Poi cercherò di mediare tra esigenze che evidentemente sono diverse. La legge 59 è in qualche modo la legge quadro della cooperazione, che insieme alla legge 142 sul socio lavoratore, che prima la professoressa richiamava, insomma, sono i due cardini su cui si costruisce la cooperazione contemporanea. Dicevo, costituito ai sensi della legge, il socio unico nel caso di CoopFond e Lega Coop, così come Confcooperative per Fondo Sviluppo e così via. Ai sensi della stessa legge, le risorse del fondo, questo mi sembra dei fondi, provengono dal 3% degli utili delle cooperative aderenti all'associazione di riferimento, dai patrimoni residui delle cooperative aderenti poste in liquidazione e dagli utili ovviamente di gestione del fondo stesso. Non persegue fini di lucro e ha come oggetto esclusivo la promozione e lo sviluppo di nuove imprese.
Qui un dato su cui vado molto veloce solo per farvi vedere che la raccolta nel tempo, da quando è stato istituito, del fondo ci ha consentito oggi di avere un patrimonio di circa 500 milioni di euro che mettiamo a disposizione per lo sviluppo della cooperazione. Il dato che mi piace farvi vedere, cioè le due linee che mettono in evidenza la raccolta del 3% e il patrimonio netto del fondo, qui il dato vabbè, non è, insomma, è fermo a 2 anni fa, ma insomma rende l'andamento, rende chiaro come il meccanismo funzioni, cioè il fondo riesce a sostenere la crescita del movimento cooperativo, ma lo fa in modo efficiente. In qualche modo richiamo le cose che diceva la professoressa prima. Anche i fondi hanno bisogno di essere strumenti efficienti e capaci, diciamo così, di costruire valore da trasferire nel tempo per le future generazioni e per la crescita del movimento cooperativo nel tempo. Quindi straordinaria attenzione alla gestione dei fondi stessi, che qui in qualche modo richiamo in questa slide per parte nostra, al netto dei contributi a fondo perduto che comunque sono previsti dal nostro regolamento e che in parte eroghiamo. Che cosa fa CoopFond? Come dicevo, il fondo può sostenere, ci si può rivolgere esclusivamente a cooperative e o a società controllate dalle stesse, che siano, nel caso nostro, aderenti a Legacoop. Le aree di intervento del fondo sono l'area della promozione, quindi della crescita di start-up, come si usa dire oggi con un termine non del tutto corretto, ma insomma per capirci, l'area del consolidamento e della ristrutturazione, quindi la fase in cui sosteniamo momenti di difficoltà, ma anche integrazioni societarie tra cooperative. Nello sviluppo del movimento cooperativo le integrazioni societarie sono una fase importante, sono uno diciamo, degli strumenti che ha consentito al movimento cooperativo di crescere nel tempo e di consegnare quei soggetti che venivano richiamati che durano. È stato fatto l'esempio delle banche di credito cooperativo, no? Percorsi di progressive integrazioni societarie che costruiscono soggetti sempre più efficienti e sempre più capaci di rispondere ai bisogni dei loro soci. La fase di sviluppo e quindi sostanzialmente il sostegno agli investimenti che le cooperative fanno nella loro fase di crescita, di innovazione e poi, come dicevo prima, abbiamo una parte della nostra attività che è prevalentemente a fondo perduto, è una parte che utilizziamo per sostenere progetti di ricerca e sviluppo, contributi per attività socialmente rilevanti dal nostro punto di vista, liberalità sotto diversa forma, e poi quello che FSR è un nome un po' criptico, ma significa Fondo Servizi Reali, è un fondo che serve per sostenere sostanzialmente, adesso lo semplifico molto ovviamente, attività di consulenza a supporto delle cooperative che devono affrontare percorsi di ristrutturazione o di innovazione, di posizionamento su nuovi mercati, e quindi nella sostanza fasi importanti nella loro evoluzione. Le forme di intervento sono sostanzialmente due, quella più importante perché nonostante tutto e nonostante l'innovazione della finanza anche cooperativa, i fondi rimangono il principale investitore nel capitale delle imprese e quindi la forma della partecipazione al capitale. Nel caso nostro è un intervento di natura rotativa, di norma rimaniamo nelle cooperative, poi vedremo nel caso del workers buyout un periodo di tempo che va dai 5 ai 7 anni con un massimo diciamo di 10. E poi c'è la forma del finanziamento su cui non mi soffermo perché se volete è una forma più tradizionale e più nota ai più. Mi limito qui solo a dire che nel CoopFond, nel fare le sue scelte, poi vedremo un attimo sulla questione VBO, da tempo ha un rating
che non è solamente un rating di natura economica, ma è un rating anche di qualità sociale, e ora abbiamo, diciamo, iniziato il percorso di transizione al rating di sostenibilità, e quindi una particolare attenzione, diciamo così, olistica a tutti i temi dell'essere impresa e cooperativa eccellente che venivano richiamati in modo veramente efficace nell'intervento che mi ha preceduto. Ma quindi veniamo ai workers buyout. Intanto faccio un piccolo passo indietro, che qua non c'è nella diapositiva, ma credo che sia importante perché non è detto che tutti sappiano che cosa sono. I workers buyout sono imprese cooperative che nascono prevalentemente, anche se non esclusivamente, poi vediamo, da imprese che sono andate in default e che vengono rilevate dai lavoratori, che secondo la norma italiana, poi io ci arrivavo alla fine, ma è giusto dirlo qua, la cosiddetta legge Marcora, che a mio giudizio è una delle leggi più avanzate sicuramente in contesto europeo, credo non solo nel contesto europeo, una straordinaria legge sia di politica attiva del lavoro sia di politica industriale. Grazie, diciamo, alle previsioni di questa legge, anche qui vado molto per sommi capi, ma insomma per fare capire, i lavoratori possono utilizzare la loro indennità di disoccupazione, la NASPI, ricevendola in un'unica soluzione anticipata, e possano utilizzarla per metterla a capitale sociale della costituenda cooperativa. A questo punto i fondi, non solo Coop Fond, dipende ovviamente dall'associazione di riferimento, in alcuni casi addirittura, diciamo, interveniamo tutti insieme, no? Facciamo operazioni corali, possono intervenire a moltiplicare quel capitale, e insieme ai fondi c'è una società pubblica che vedete citata anche in questa slide e poi vedrete alla fine, che è CFI, che fa sostanzialmente lo stesso lavoro, società che oggi non fa solo quello, ma che è nata con la legge Marcona. È una società controllata e partecipata dal MISE, che gestisce importanti risorse pubbliche volte a questo scopo, che forse, poi questo io non so come si sviluppa il piano di studi del corso, ma forse potrebbe valere la pena, visto l'alto livello che ho riscontrato quantomeno in questa prima giornata di presentazione, incontrare anche i colleghi di CFI. Dicevo, torno alle diapositive per cercare di stare nei tempi, che non è una cosa che mi riesce sempre molto, come forse avrete capito, e quindi devo cercare di controllarmi. Cosa fa Coop Fond? Innanzitutto, diciamo, affianca solitamente la Lega Coop del territorio, che è il primo attore. Nel caso nostro è il soggetto che sta in trincea, perché come hanno detto tutti quelli che mi hanno preceduto, le cooperative innanzitutto sono nei territori e nascono da relazioni, da esperienze e bisogni che sono incardinati nei territori. Quindi affianca il gruppo di lavoratori alla Lega Coop territoriale nella definizione, diciamo, del progetto imprenditoriale. Anche attraverso l'inserimento di manager, utilizzando quel fondo servizi reali a cui facevo riferimento prima. Solitamente sono interventi che non si fanno mai da soli, ci si attiva in rete, perché sono, come vedremo, interventi molto complessi. È peraltro intuitivo, stiamo parlando di aziende che hanno avuto delle difficoltà, perché se no non sarebbero fallite, e quindi è evidente che stiamo parlando di operazioni assai complesse. I partner, diciamo, più frequenti per noi di queste operazioni sono la già citata CFI, il Cooperfidi, che è un consorzio che le centrali cooperative si sono date per poter fornire le garanzie alle cooperative, che immagino conosciate, Banca Etica, che è un soggetto spesso presente nelle operazioni di workers buyout nel nostro paese, molto attiva, e là dove ci sono le finanziarie del territorio. Nel caso di Coop Fond, gli interventi nei confronti dei workers buyout, proprio per la situazione particolare, diciamo così, prevedono delle condizioni, la dico banalmente, migliore rispetto agli interventi che facciamo nelle altre cooperative, ad iniziare dalla non recuperabilità dei dividendi,
come avete visto il fondo viene gestito, diciamo così, con una gestione economica attenta, quindi la nostra partecipazione al capitale deve essere remunerata, perché questo serve per mantenere il valore del fondo. Nel caso dei workers buyout, che molto spesso hanno un periodo di avviamento lungo, di almeno qualche anno faticoso, diciamo, non prevediamo la recuperabilità dei dividendi. Che cosa significa praticamente? Quando una cooperativa non fa utili, pagherà i dividendi nell'anno in cui li fa, in cui è capiente. Nel caso dei workers buyout non lo facciamo. Così come prevediamo diciamo un moltiplicatore più elevato per la partecipazione al capitale. Solitamente il nostro rapporto è 1 a 1, nei workers buyout prevediamo, diciamo, la possibilità di una partecipazione fino al 145% del capitale sociale sottoscritto dai soci lavoratori, che in questo caso, ma solo in questo caso, perché lo prevede la legge, per la quota che riguarda la NASPI deve essere anche contestualmente completamente versato, non solamente sottoscritto. Spesso, in alcuni casi, i lavoratori sottoscrivono somme anche più elevate rispetto a quelle che derivano solo dalla NASPI, ma la quota che deriva dalla NASPI deve essere per legge integralmente sottoscritta e versata. Alcuni elementi rispetto ai presupposti che devono essere verificati. Innanzitutto la consapevolezza cooperativa, che sembra un elemento diciamo così non economico, ma che, come avete capito da tutti gli interventi che mi hanno preceduto, è un elemento sostanziale per essere cooperatori. Se quei principi, diciamo così, non sono dei principi a cui noi aderiamo, difficilmente potremo essere cooperatori. E l'essere cooperatore significa avere chiaro che mi assumo una responsabilità e mi assumo un impegno anche alla partecipazione. È stato detto anche questo, ma lo richiamo. La partecipazione è impegno e fatica, non è solamente un diritto, è anche un dovere. Faccio un esempio banale, così ci capiamo. L'attività formativa è molto importante e tutto il sistema cooperativo, tutte le centrali cooperative fanno molta attività da questo punto di vista, ad esempio perché i soci siano in grado di essere soci consapevoli e quindi di leggere il bilancio della loro azienda, perché quando vanno in assemblea devono essere in grado di esprimere un voto meditato e consapevole, non sempre così, le difficoltà sono state richiamate, ci sono tutte, ma questo è un elemento su cui bisogna lavorare anche quando si parte per un workers buyout, perché parliamo di persone che sono sempre state abituate in una dinamica ovviamente sana e indiscutibilmente corretta, che però è quella del rapporto datore di lavoro dipendente, che è una dinamica diversa da quelle di essere socio imprenditore in cooperativa. Poi lo dico, se volete, facendo anche così una battuta personale: cooperatori si diventa anche per caso, non è che uno, voglio dire, viene folgorato sulla via di Damasco. Io sono diventato cooperatore a 21 anni perché un gruppo di amici era interessato al business che io gestivo con un'impresa privata e mi sono venuti a chiedere se ero disponibile a condividerlo dentro un'impresa cooperativa. E da quel giorno, diciamo, è cambiata la mia vita sostanzialmente, perché come si vede dai miei capelli, dai 21 anni ad oggi, anni ne sono trascorsi molti. E quindi si può diventare cooperatori, avere la fortuna di diventare cooperatori, diciamo, di dare un senso al proprio agire anche imprenditoriale, a volte anche per caso. Poi lo richiamavo, l'attenzione al piano di impresa, che deve essere un piano di impresa molto prudente, più prudente che negli altri casi. Qui si sommano delle responsabilità da parte nostra, perché siamo di fronte a persone che vivono una fase particolarmente complicata della loro vita. Quindi tutti gli attori che partecipano alla preparazione del workers buyout, a partire dalle organizzazioni sindacali che spesso sono a fianco delle centrali cooperative in queste fasi difficili, devono essere consapevoli
che diciamo così, bisogna che la scelta maturi su numeri solidi e su consapevolezze chiare. Bisogna fare un'analisi ben attenta di quali sono state le ragioni del default, perché è evidente che il nuovo piano le deve rimuovere. E quindi insomma è un percorso spesso non breve, che ha una sua complessità, un tempo di gestione diverso da una startup normale, con esiti che poi, come vedremo, sono esiti fortunati, perché ha da un lato una difficoltà nella gestione della relazione con le procedure fallimentari, che sono un altro degli interlocutori di questo processo. Dall'altro lato, diciamo così, deve costruire un riposizionamento di un'azienda superando delle difficoltà che ci sono state e acquisendo, diciamo così, invece il valore che si pensa di poter ancora al meglio sviluppare. Mi sto dilungando troppo e quindi mi soffermo su un'ultima cosa che però richiama diciamo il lavoro che voi fate, l'adeguatezza del management, che è un'altra cosa che è già stata richiamata. Questo anche nei workers buyout è un punto chiave. Siamo di fronte a un'azienda che è andata in difficoltà, spesso molte delle competenze chiave dell'azienda sono già state, diciamo così, la dico male ma ci capiamo, comprate da competitor o da altri o hanno trovato altre soluzioni. E quindi c'è un problema di vuoto di competenze che deve essere riempito da formazione, da ricerca di nuovi interlocutori, da recupero di vecchi compagni di strada che spesso sono così attaccati alla loro precedente esperienza che tornano diciamo, e accettano la sfida. Alcuni numeri su cui vado veloce. Questo è il numero complessivo dei workers buyout che Copfond ha seguito dal 2008, perché è l'anno banalmente da cui abbiamo incominciato a tracciare il fenomeno per noi, e ci scuserete, in realtà ce ne sono anche di più vecchi, ma insomma da qui abbiamo iniziato a tracciare il fenomeno con un investimento complessivo, lo vedete, di oltre 22 milioni di euro. Ma i dati su cui mi interessa soffermarmi, i dati sono due. Uno, il tasso di sopravvivenza, elevatissimo, 66%, è molto più elevato di quello delle altre start-up. E quindi da questo la difficoltà di quel percorso, però, che evidentemente porta a scelte più consapevoli e aziende che in qualche modo nascono subito più strutturate. L'altro dato che mi preme mettere alla vostra evidenza, vedete che anche il Friuli non ha numeri, è un fenomeno diciamo concentrato prevalentemente in alcune regioni. Perché prevalentemente in alcune regioni? Noi diamo questa lettura. Prevalentemente nelle regioni che hanno un altissimo livello di piccola e media impresa manifatturiera, che è il settore tipicamente, diciamo così, di successo per questo strumento, e nello stesso tempo le regioni che, avendo un'alta presenza e incidenza cooperativa, ragionevolmente hanno un livello di fiducia nello strumento che fa avvicinare più facilmente le persone che si trovano in una fase particolare della vita come di difficoltà come quella del fallimento dell'azienda per cui lavorano. Questa slide la posso sostanzialmente sorvolare perché richiama un dato che vi ho già detto. Che cosa sono i VBO? I VBO, diciamo, intervengono soprattutto in aziende piccolissime e medie del settore manifatturiero, non esclusivamente, ma prevalentemente nel settore manifatturiero. Lo vedete richiamato in questa slide. Ci sono esperienze, almeno nel caso di Copfond, anche in altri settori, ma come vedete la manifattura è assolutamente prevalente. La sfida di fare workers buyout più grandi è una sfida che forse cercheremo diciamo di raccogliere, ma che in questo momento diciamo non è ancora, non si vede nei numeri. Quindi, come dicevo, uno strumento straordinario per salvaguardare livelli occupazionali e competenze. Rimane ancora un fenomeno circoscritto alle realtà imprenditoriali di piccole dimensioni. Pensiamo, ma per ora non lo vediamo nei numeri che stiamo lavorando, che possa essere uno strumento importante per fronteggiare le crisi che si determineranno alla fine, diciamo così, dei diversi incentivi che sono stati messi in campo per far fronte purtroppo alla pandemia che sta attanagliando
il nostro paese e il mondo ormai da 2 anni. Come dicevo, è necessaria una attentissima valutazione del progetto, una valutazione dei fattori di rischio. E chiudo, lo avete visto anche dai numeri, sono numeri importanti, ma sono numeri che ci dicono che Workers Buyout è una delle possibilità di uscire dalla crisi, non diciamo la possibilità, perché ne abbiamo fatti 66 in tanti anni, evidentemente è certamente uno strumento affascinante, bello, che funziona, ma che può valere in alcuni casi, non in tutti. Avevo richiamato nell'intervento, e quindi su questo non mi soffermo per cercare di recuperare tempo, ma nelle slide chi vorrà lo potrà trovare, il riferimento alla legge Marcora, che per chi vuole approcciare questo fenomeno è, diciamo, il caposaldo, e quindi io mi sono permesso di mettere qua in chiusura come elemento di approfondimento, su cui poi, se vorrete, durante l'anno ovviamente noi siamo sempre disponibili e pronti a tornarci, noi o attraverso i colleghi anche delle altre organizzazioni insieme. Grazie. Grazie direttore, e abbiamo avuto tanti stimoli anche da questo intervento. Ne colgo uno che mi interessa molto per la realtà nostra del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Lei ci ha citato un film e noi abbiamo ogni anno un laboratorio di cinema e diritto, e credo che abbiamo appena trovato il film per cinema e diritto lavoristico di quest'anno. Abbiamo avuto sin qui un quadro molto complesso e mi sembra già molto completo. Vi segnalo che la direttrice centrale della Direzione Centrale Regionale Salute non può connettersi con noi, e per questo ho lasciato un po' più di spazio ai nostri relatori. Il suo intervento lo recupereremo in un altro momento. Quello che abbiamo avuto sin qui è un quadro, a me sembra molto bello, di cooperative e cooperatori che fanno, e quindi di un movimento che c'è, di anche centrali cooperative che fanno insieme, e queste centrali cooperative che fanno insieme mi sembra che ci stiano dimostrando che vuoi fondo sviluppo FVG che interviene con le borse di studio per i cooperatori del Friuli Venezia Giulia, vuoi gli altri soggetti che sin qui ci hanno mostrato come si può intervenire. A me sembra che abbiamo un quadro molto bello in cui si dice che si può fare. Mi piace molto l'idea mi piace molto il dato relativo alla sopravvivenza dei Workers Buyout. Io mi ero fermata qualche tempo fa a un dato ancora più confortante sui Workers Buyout delle donne del Veneto, che hanno un tasso di sopravvivenza del 100%. E allora, scusi se la interrompo, le imprese femminili tutte hanno un tasso di sopravvivenza più elevato delle imprese in generale. Sarebbe bello lavorare anche su questo, lo dico da uomo, così subito. Allora, noi ora solo la sentiamo e non la vediamo, ma credo che avremo tante occasioni di incontro su questi temi. Insomma, quello che abbiamo sentito oggi è che cooperative e cooperatori si nasce, cooperative e cooperatori si diventa, ma anche si cambia, e nei vari interventi che affronteremo ci saranno anche questi nel corso. Che cosa può essere un soggetto che era cooperativa e poi diventa qualcos'altro? Allora, il direttore Granero ha detto donne, e io sono onoratissima di avere qui la direttrice, la responsabile del nostro laboratorio lavoro, la mia maestra, la professoressa Marina Brollo, che ci onora con delle conclusioni finali. Intanto davvero grazie Marina, e davvero grazie ai nostri relatori sin qui. Grazie, e anch'io colgo lo spunto finale del direttore Granero, che ci ha anche raccontato che le leggi possono anche funzionare, se sono fatte bene, a decenni di distanza possiamo comunque apprezzarne la validità, quindi anche il legislatore può dare una mano.
Ecco, io brevemente vorrei fare le conclusioni tirando le fila sulle parole chiave che ho ascoltato da questi interessantissimi interventi. Direi, senza dubbio, la parola iniziale che appare già dal titolo della locandina è cooperazione, che si sposa benissimo con la parola sostenibilità, ma che fa emergere una parola che non c'è nella locandina, ma che è la vera parola chiave, che è la partecipazione, che a sua volta riporta alla cooperazione. Quindi abbiamo proprio disegnato un circuito virtuoso di 3 parole inaugurando questi corsi. Ecco, su queste 3 parole voglio dire brevi cose. Innanzitutto lo abbiamo, ogni volta che interveniamo dobbiamo ricordare che la pandemia ha agevolato in modo brutale trasformazioni importanti già in atto e che ci troviamo in quel tempo sospeso tra un non più e un non ancora, però un non ancora che già sappiamo che aumenterà le diseguaglianze vecchie e nuove. E quindi noi che guardiamo al mondo del lavoro ci rendiamo conto che il mondo del lavoro, il mondo dell'economia è lo specchio della nostra società e delle sue dinamiche. Uno specchio che a volte è deformato. Ad esempio, in questo specchio noi non è che vediamo proprio bene questo germoglio di cui abbiamo parlato oggi, questo germoglio è un po' nascosto, quello della cooperazione. Un po' nascosto, ma anche quando lo vediamo, poi vediamo tutto l'orgoglio di questo germoglio, ma anche, ricordiamolo, e ne parleremo magari in altri incontri, anche il pregiudizio, perché non ci sono solo i lati positivi, ma ci sono anche i rischi della cooperazione che possono anche comportare lo sfruttamento della stessa persona. Ecco allora che viene in gioco quell'altra parola che abbiamo usato, la sostenibilità, che dovrebbe fare da rete di accompagnamento verso la direzione giusta, quindi verso quei valori che sono alla base della cooperativa e che abbiamo già ricordato oggi. La sostenibilità è una parola magica, è un vessillo in questo momento che accompagna tutti i nostri progetti. Io direi è importante avere una duplice consapevolezza, che la sostenibilità nel lungo periodo non è un costo, ma è un valore, quindi un valore che va coltivato, è un valore che va trasmesso alle nuove generazioni. Ecco perché noi appunto abbiamo puntato molto su questo corso per i giovani, mentre nel breve periodo c'è un altro rischio. Il rischio che la sostenibilità sia vissuta come un impiccio, un insieme di adempimenti burocratici, mentre invece in realtà è, diciamolo in modo volgare, è una sorta di briscola, è la carta vincente, è qualcosa che ci aiuta a costruire un futuro diverso. E ovviamente nella sostenibilità c'era quello che diceva il direttore per ultimo, c'è l'inclusione, un'inclusione che tiene conto anche del valore delle differenze, del valore economico oltre che giuridico e quindi valore che va valutato in termini di giusto e ingiusto, ma proprio economico della parità di genere, quindi del non sprecare talenti che ci sono nella nostra società. E allora alla base di tutto questo, dicevo, è emerso benissimo questo nuovo concetto della partecipazione ed è per noi una parola molto gradita al punto che col gruppo di lavoro del laboratorio lavoro assieme a altri atenei italiani di primo piano, Bologna, Milano, eccetera, abbiamo costruito e vinto un progetto di ricerca di interesse nazionale che vuole coltivare proprio questo tema che è rimasto sullo sfondo, anche la partecipazione. Anche per questo tema c'è una norma costituzionale, c'è l'articolo 46, ma di cui nessuno parla, sembra quasi un oggetto misterioso. Anche perché magari si pensa al vecchio tipo di partecipazione, quindi si dice ma non ha funzionato in tutti i casi, eccetera. Ora la scommessa che secondo me abbiamo davanti è quella di immaginare nuove azioni, nuove modalità
di partecipazione, nuovi metodi di partecipazione, e di farlo con alcuni elementi che abbiamo già introdotto in questo incontro. In primis l'ottica interdisciplinare. Dobbiamo parlarci tra di noi con competenze diverse e capire quali sono le esigenze dei vari attori di questo sistema. Ecco, su questo versante io mi aspetto anche dei contributi preziosi dai cooperatori che partecipano al corso, quindi non solo loro ci ascolteranno, ma anche noi ascolteremo loro, e quindi una forma di dialogo che penso sia anche alla base del concetto di partecipazione. Chiudo perché abbiamo già raggiunto il tempo limite, con però un grazie infinito alla professoressa Anna Zilli, che davvero è stata mitica nell'organizzare in tempi così rapidi 2 percorsi di questo tipo e tenere i rapporti con tutto il mondo delle cooperative. Insomma, ha dimostrato di essere davvero una attrice di questa impresa di fare cooperazione, e quindi la ringrazio, così come ringrazio tutti i partecipanti che oggi tengono a battesimo questo nuovo percorso che vogliamo far crescere e germogliare, come ci ha ricordato prima il collega Robioni, che mi ha fatto emozionare con ricordi di un vissuto familiare. Grazie a tutti e buon divertimento per i partecipanti ai nostri corsi. E allora davvero ce l'abbiamo fatta, abbiamo percorso insieme il primo tratto di strada. Benvenute a tutte e a tutti ai corsi in lavoro e cooperazione, diritto e gestione delle imprese cooperative dell'Università di Udine. Sarò lietissima di incontrarvi nei prossimi mesi. In tutti i casi ci vediamo certamente a giugno per l'evento finale. Grazie a chi è intervenuto. Un grazie di cuore a chi mi ha accompagnato, supervisionato, incoraggiato e sempre dato l'esempio che ci vuole. Grazie e buona serata.